Andiamo, amici belli, andiamo a parlarne insieme. Tutti pronti? Marondro Carmen, aiutaci tu. Marondro Carmen, aiutaci tu. Carmen, aiutaci tu. Allora, prima di tutto un abbraccio generale, live, diciamo improvvisato, un pensiero che mi è venuto ieri sera perché mi sono reso conto che per motivi di lavoro dovrò viaggiare, quindi probabilmente non so se potrò guardare la partita in aeroplano, ma questo non importa. Volevo un po' riconnettermi con tutti voi della community. Vi abbraccio, grazie Elena, grazie Valentina, Simone. Volevo ringraziare tutti quelli che mi stanno chiedendo della scossa. Esatto, Maria. C'è stata una scossa 4.7, ho letto 4.7, ho letto anche dopo 5.5, l'ho sentita molto molto forte, onestamente. E un commento a margine è che qui le case sono quasi tutte in legno e quindi basta quello del piano di sotto che cammina con un po' più di violenza e io sento tremare tutto a prescindere, quindi ho pensato vabbè, sta facendo una corsetta. E invece no, è durato quei 3-4 secondi, ha tremato, è tremato tutto, ho tremato io. Un po' di gente sono uscita fuori, insomma vabbè, si è sentita parecchio, quindi mi sono tra virgolette sentito a casa perché mi dicono che comunque nella zona flegrea si sente quasi ci stiamo abituando a scosse più o meno grandi quotidiane. Comunque tutto bene, nessun danno apparente e quindi bene così. Mi risparmio la sveglia. Sì, in questo caso la partita qui è alle 9 del mattino, se non sbaglio. Quindi è proprio nel momento in cui sto facendo un macello. Vabbè. In Pennsylvania, come non hai sentito nulla? L'epicentro dovrebbe essere nel New Jersey, è circa 90 chilometri, facevo il calcolo da dove sto io. Insomma, dipende da in che parte della Pennsylvania sei, perché proprio è a metà più o meno da dove sei tu e dove sono io, però tutto bene. Speriamo che domani non diventa come Napoli-Monza nell'andata, che Mazzarri la buttava come prezzo. Ah già, è proprio la partita col Monza. Però c'è una cosa, c'è una grande differenza già, che non ci sarà Pessina, non ci sarà Pessina squalificato, credo, non ho seguito proprio benissimo, non ho potuto fare il recap, ma dovrebbe esserci Pessina squalificato, quindi se c'è un rigore per il Monza non lo tira Pessina. Fate voi i calcoli. Quindi da Napoli tu, esatto Massimo, non lo so, io sto leggendo varie cose, io quando poi faccio le mie considerazioni arrivano sempre quelle là, non capite niente, vabbè, non capiamo niente. È plausibile che la scritta che esce per il contesto, se qualcuno non l'avesse messo, stiamo parlando del film, facciamolo bene, posso fare anche questa cosa qua. Si parla di questo, giustamente, sarò con te. Bellissima questa immagine. Tra l'altro questa immagine va anche analizzata perché ci sono, se andiamo a zoomare, si rifletteva sull'assenza di qualcuno. Ora voi dite, ma quella la foto era così, eccetera, eccetera. La foto era così, ma se già notate, Osimhen è stato photoshoppato dietro Zielinski, lo vedete, lo stesso Kvara dietro Ostigar del Lozano
è photoshoppato, perché quella è un'esultanza da gol, non è l'esultanza del momento dello scudetto. Insomma, manca Kim tra i vari, non lo vedo, non so se lo riuscite a vedere, poi se manca qualcun altro, insomma, ne possiamo parlare. E questa storia del film io l'ho accolta, non so se avete visto il video di oggi, di stamattina. Ci sta Zedad, bravo, è vero, Zedad che è dietro Polità, non si vede Kim. Non ti preoccupare Carlo, recuperatela dopo, perché poi sarà interessante. Ho intenzione più in là di aprire anche le porte alla community, chi vorrà intervenire video con considerazioni, e quindi divertiamoci a capire chi manca, perché manca, con questa situazione qua. Abbiamo visto il trailer e la mia considerazione è sempre quella, è una considerazione di tenerezza, insomma. Mi dispiace che poi i tifosi all'estero vengono dopo, sono tifosi di Serie B, perché il 4 maggio uscirà al cinema e certamente noi non possiamo venire al cinema. Se fosse stata fatta in streaming, probabilmente verrà messa in streaming, lo immagino, lo spero, me lo auspico. Non è pensabile che fai un evento solamente per il cinema, solamente per quelli che stanno in Italia. Dovrà essere messa in streaming da qualche parte, potrà essere messa su YouTube anche a pagamento, sullo YouTube del Napoli, puoi creare un sito apposito, si possono fare varie cose. Però la locandina dice solo al cinema, che significa ti invoglia o ti costringe, tu dici solo al cinema, non me la posso perdere, ci vado. E quindi non è una cosa bellissima per me. Al di là, qualcuno può dire anche che lo facciamo affare, che a me piace, perché in questi giorni sto guardando quella del Manchester City, che è fatta da episodi, che sta su Netflix, e si vedono delle cose che sono belle nella sacralità dello spogliatoio. Abbiamo già visto nel trailer le parole di Spalletti, la presenza di Giuntoli, la reazione dei giocatori, sono cose, insomma, per me sono belle. Mi interessa più che rivivere quelle emozioni, che non me ne frega niente, le ho vissute già, ci basta un video su TikTok per riviverle, per sapere qualcosa di nuovo. È interessante, e i tifosi all'estero dovranno aspettare. Allora andiamo mancano un paio di giocatori. Sì, io ho notato Kim, poi vediamo se qualcun altro individua qualcun altro che manca. Credi veramente che arrivano i top 5 Zirkzee, Cesc, Davids, Gimenez, Boniface al posto di Osi? Non lo so Danilo, sono nomi troppo sulla bocca di tutti da troppo tempo, e secondo me, nonostante il Napoli abbia le possibilità economiche per farlo, però se questi nomi entrano anche nell'ambito, perché il Milan ha bisogno di una punta, altre squadre in Europa avranno bisogno di una punta, di Davide se ne parla da tanto tempo, sicuramente anche di Gimenez. È difficile immaginare che il Napoli possa fare un'asta, ed è difficile che poi metta sul piatto. Può mettere i soldi di cartellino sicuramente, ma poi il giocatore, se deve scegliere, sceglie chi gli dà l'ingaggio più alto, chi gli può garantire la Champions. Sono tutti giocatori che possono dire io voglio giocare la Champions, ed è un discorso che potrà fare anche Osimhen, perché se il Chelsea decide di prenderselo e il Chelsea non va in Champions, Osimhen può anche dire preferisco una squadra che la gioca, e insomma. Ok, quindi non lo so, io non credo onestamente, spero però non Pinamonti, perché non mi sembra il caso, a meno che Pinamonti non viene preso come terza punta, e là è un altro paio di maniche. Esatto, Pinamonti. No, e lì, vedi, se tu prendi Simeone al posto di Petagna, sì, hai fatto l'upgrade che ti permette nell'annata perfetta di svangare anche partite stregate. Se invece prendi Pinamonti al posto di Simeone, cambia veramente poco, anzi probabilmente si va leggermente a peggiorare, onestamente. Poi vediamo. Non è possibile che rimanga Osi, sarebbe una tragedia, Daniele, perché Osimhen prende 10 milioni e se non te lo vendi adesso
visto che hai fatto il rinnovo di un altro anno, così poi va a finire che l'anno successivo vale di meno perché va verso la scadenza, a 10 milioni con la squadra che invece ha gli ingaggi più bassi e quindi il più pagato dopo Osimhen sarà Politano, non te lo puoi permettere, resta un Osimhen che già ha detto che se ne vuole andare, che già ha stabilito qual è il suo futuro, non è conveniente per la squadra, lo sai, se c'hai un giocatore fortissimo che fa la differenza, te la fa la differenza solo se è mentalizzato, se non lo è diventa un giocatore come tutti gli altri che però devi strapagare e non è pensabile per il Napoli. E questo qua, allora, dove sta? Accade tutto. Non lo so, l'accordo con Apple, sono tanti gli accordi che si sono inseguiti come rumor. Il Napoli aveva l'accordo con Amazon che può significare Amazon Prime, poi dopo questa partnership non è stata rinnovata, si è scambiato Amazon con eBay.it, Amazon.it, eBay.it, Apple, ma si potrebbe dire anche perché Jeff Bezos non ci doveva essere l'accordo per così. No, tante cose sono state dette, non ultima la questione del centro sportivo, lo stadio a Bagnoli è molto più vicino la cittadella del tennis che non il progetto del Napoli. E quindi sarò con te, giustamente, dice Forza Napoli, è un giochino di parole che ho fatto anche nel video di stamattina, è chiaro. Ecco, se il titolo fosse stato sarà con te, allora tu dici sarà con te, allora questo gioco di parole ancora che infiamma ancora di più. Sarà con te, il Napoli sarà con te, cioè invece di sarò con te che viene dai tifosi, potevi fare un altro tipo di concept, cioè il Napoli sarà con te con quello che vuoi, sarà da Napoli al mondo, invece no, invece non è così. Il Chelsea non vuole più. No, quale controcorrente? Carte farse per prendere Vlahovic lo farei anche io, ma anche lui prende un ingaggio vicino ai, penso, 8-9 netti, una cosa del genere. Purtroppo è insostenibile. A me Vlahovic piace molto, ma non moltissimo, onestamente. Mi piaceva già quando stava alla Fiorentina, prima che esplodesse. E non credo che abbia intenzione di venire. Questi sono giocatori che te li devi prendere quando tu sei davanti alle squadre da dove te li prendi. È un passo indietro in questo momento andare dalla Juve al Napoli e non credo che si possa fare. Perché non gioca Ngong titolare? Elena Ngong tanti problemucci fisici. Adesso l'ultimo report dell'allenamento ci ha riportato sia Kvara che Ngong hanno lavorato in gruppo, quindi dovrebbe essere disponibile, mancano un paio di giorni, si può anche considerare. È chiaro che venendo dai problemini fisici, quando non sei al 100% è difficile, cioè un giocatore come Osimhen non è al 100%, gioca. Se invece è Ngong che non è al 100%, è più immaginabile affidarsi a Politano, che in qualche modo ti garantisce la partita perché ti fa la fase difensiva e tutta una serie di cose che gli allenatori apprezzano. Sarà interessante, ci possiamo divertire a fare ipotesi di formazione, perché l'auspicio è di cominciare a vedere qualcuno dei nuovi, non solo per vederli ma anche per vedere cosa si può fare. Questo è un appello che io faccio idealmente ai giocatori del Napoli: ragazzi, non mollate, perché l'impressione che abbiate mollato ce l'avete data nell'ultima partita e non è il caso, perché sarebbe importante comunque agguantare un'Europa, una qualsiasi, che ti permetta di giocare più partite l'anno prossimo. A voi ve ne frega poco, lo capisco, qualcuno che se ne vuole andare, qualcuno che non la vuole fare la Conference League, che preferiscono un po' di vacanza la settimana tipo così. Io no, io preferirei giocarle le partite europee, di qualsiasi Europa si tratti, e quindi direi non mollate, perché ci sono molti scontri diretti. Non vorrei clippate, non vorrei arrivare poi all'ultima partita dove ti manca un punto, ti mancano 2 punti per agguantare una cosa, succede una zolla, succede un cartellino giallo di troppo
e succede un'altra Napoli-Verona e invece sarebbe Napoli-Lecce l'ultima. Attenzione, Lecce gioca pure bene, quindi è un peccato. Manca Demme, bravo Davide, manca anche Demme in questa immagine. Vediamo nell'ordine: Simeone, Rachmani, c'è Osimhen, Zielinski, Marfella, Raspadori, Juan Jesus, Gollini, Mario Rui. Dietro Mario Rui credo sia Olivera, Di Lorenzo, c'è Lozano, Ostigard, Kvara, Lobotka. Ah no, c'è un altro Olivera, quindi dietro non possono essere due Olivera, potrebbero essere anche due Olivera vicino Politano, e dietro Zedad che l'avevate preso bene. E va bene, andiamo a leggere un po' di commenti, amici miei. Sì, siamo in pochi a pensarlo così, amico mio. Oddio, noi in pochi, probabilmente siamo metà e metà, perché è passato il discorso del che l'Europa ti toglie punti in campionato e che devi guardate il Bayer Leverkusen, se non volete guardare la Juve in negativo, cioè che senza l'Europa comunque è andata male, guardate il Bayer Leverkusen che invece continua a fare tutte le coppette e non perde una partita. Alla faccia allenata, perché non è è stato photoshoppato in seguito, non è stato nemmeno photoshoppato benissimo onestamente, è una foto che è stata messa poi dopo, quindi vabbè. Sono discorsi grafici. Sta dietro sì, con la capuzzella Piccoli, fammi vedere se si riconosce. Sì, potrebbe essere lui. Sì, potrebbe essere Demme, hai ragione. E levavi quella mano di Osimhen. Vabbè, sono scelte discutibili. Due Lobotka nella foto? No, non credo che siano due Lobotka nella foto. Posso mettere facciamo così, perché io ne vedo il Lobotka, lo vedo qua. Se ti riferisci a questo è Marfella. E poi qua io credo che sia Olivera, però Olivera lo vedo qua. Riuscite a individuare chi è questo qua nella foto? Ah, Meret, giustamente, dove sta? Perché Meret non può avere la maglia azzurra, e quindi dove sta Meret? Meret non può essere questo. Dov'è Meret? Dietro Rachmani, dov'è Meret? Spallet. Quello è Zerbin. Ah, Zerbin, bravissimi. Bravissimi. Questo qua, per questo c'ho la computer. Questo è Zerbin, bravissimi, che è più biondastro. E quindi qua. È questo che non ho capito chi è. Meret era Osimhen. Manca Beresischi, certo, senza dubbio. Cioè hanno messo la testa di Osimhen su Meret, dici tu? Che quella credo sia la cosa della sciarpa nigeriana che teneva. Manca Gaetano che sta con le stampelle. Zerbin, bravo Zerbin. Elmas. Questo è Elmas, dite voi? Sì, un Elmas col capello più corto, sì. Quindi Meret manca a tutti gli effetti come Kim. C'è Gollini e non Meret. Ok. Già, nel caso in cui abbiano fatto questo con Meret, bellissimo. Anch'issa, dov'è? Hai ragione, manca pure Anch'issa. Andiamo a recuperare però Vincenzone di guida. Penso che se arriviamo in conference e viene Conte, facciamo come la Roma con Mu. Allora, caro Vincenzone, è un po' diversa la situazione, capisco l'intenzione del tuo messaggio, perché viene un allenatore importante, quindi stai paragonando Conte con Mourinho come due allenatori importanti, e quindi fare la conference, che è una competizione minore, quindi con avversari minori, tu te la giochi per andare a vincere. Te la giochi per andarla a vincere? Sì, assolutamente sì, anzi sei quasi costretto, visto il blasone che hai. Però Conte con le coppe non va tanto d'accordo, non è proprio come Mourinho. Paradossalmente va più d'accordo con le coppe italiano rispetto a Conte. Conte è un martello da campionato e con il doppio impegno non sempre è andato benissimo.
Politano dietro Osi? Vabbè, poi voi avete più tempo per vederlo. Politano dietro Osi. No, a me non mi sembra Politano. Politano sta qua, guarda. Politano sta qui. Sta qua. No, questo dovrebbe essere proprio Demme, come diceva Fabio Versatile. Politano sta qua. Siamo nell'analisi logica. Allora, andiamo a leggere il live pre-partita, amico mio, perché Pasticcini, che bel nome, perché non potrò fare live post partita, o meglio non lo potrò fare dallo studio, probabilmente potrò fare un commento da telefonino e quindi dietro Politano un altro Lobotka, qualcuno scrive. Aspetta. No, quello è Zedadka. Dietro Politano, questo qua è Zedadka. No, questo lo avevamo individuato. Insomma, è una locandina misteriosa. Una locandina misteriosa. Oh, ma quello ci vuole tempo. Quante cose... perché tu si può mai fare tutto bene? No, non si può fare tutto bene. Gli abbiamo messo fretta, evidentemente. Facciamo gli auguri, hai ragione. Bravo Fabio, sempre sul pezzo, il mio addetto stampa. Auguri a tutti Vincenzo e a Jenzo, le Vincenzine e tutti quelli che fanno l'onomastico oggi. Per esempio auguri Enzo, ne parlavamo nel gruppo ieri. Ngong per me non è un esterno, non è uno da fascia, e non è da fascia, hai ragione. Poi magari nel Napoli capiscono di più. Partiamo sempre dal presupposto, Enzo, che nel Napoli ne capiscono di più di noi. Partiamo sempre da questo presupposto qua. Sono d'accordo però che essendo un giocatore molto più offensivo che vede la porta più che la fascia, sì, è plausibile che possa giocare bene da seconda punta, cosa che un Politano non fa benissimo. Quindi tutta la fascia Ngong è difficile che la fa. Se tu imposti un 4-3-3 dove c'hai un terzino un po' più bloccato, allora sì, tu c'hai quella punta esterna che può fare il lavoro che fa Ngong. Se invece ci sono tutti i movimenti da fare con gli scambi, con Di Lorenzo che va e quindi le sovrapposizioni, serve uno che faccia più la fascia come la fa Politano, come la faceva Lozano. E quindi sì, è una considerazione tattica interessante, senza dubbio interessante. Dobbiamo capire. Io volessi capire Calzone che tipo è, ecco, perché non me lo hanno fatto parlare, di conseguenza è difficile individuare quelle che sono le convinzioni di Calzone, capire se lui qua serve dignità, voglio vedere i nuovi, voglio vedere se qualcuno del gruppo non storico mi può dare qualcosa in più. Purtroppo non l'abbiamo potuto sentire, quindi ce la dobbiamo inventare. Calciomercato. Al Napoli piace molto Zaniolo, il trequartista pallino di Manna, vorrebbe tornare in Italia e il club campano potrebbe pensarci seriamente. Gianluca Di Marzio adesso. Vabbè. Non lo so. Onestamente non lo so. Tra l'altro trequartista, sì, anche Zaniolo lo puoi mettere in un ideale 4-3-3, lo puoi mettere esterno a destra, può giocare dietro la punta ovviamente, c'ha una discreta fisicità, c'ha tecnica, c'ha dei gol nelle gambe, mentalmente non è proprio con le capacità che ha, avrebbe potuto fare molto di più, ma questo è pallino di Manna. E vabbè, dopo la non notizia prendiamo anche la non notizia Zaniolo. Signori, la mia risposta è semplicemente questa: mi sono divertito a fare un paio di nomi, con Conte vuole e dico il nome, poi Italiano vuole e dico il nome, perché sarà così che verrà fatto il mercato, finché poi non arriverà il nome giusto e in 24 ore, 48 ore si fa. Quindi tutti i nomi che escono adesso io tendo ad escluderli a prescindere. Tendiamo ad escluderli a prescindere come non notizie, per riempire un pochino
le pagine dei giornali per fare qualche click, per farci discutere. Secondo me è tutta una notizia finché non sai effettivamente chi è l'allenatore, perché può piacere a Manna, ma se non piace al proprio allenatore che verrà, stiamo punto e a capo. È proprio questo che il Napoli deve fare, deve mettersi di concerto e l'area tecnica deve lavorare insieme per dire questo va via, perché poi dobbiamo anche capire chi va via, dobbiamo capire chi avrà mercato, perché se vai a prendere Zaniolo hai un altro di quelli che puoi mettere a destra dove hai Politano e Ngong, puoi mettere sotto punta dove hai Lindstrom e Raspadori, lo vuoi mettere a sinistra dove c'hai Kvara, già un adattamento che non lo so quanto funzionerebbe. Dobbiamo capire che torna Gaetano, torna come trequartista, torna Foloruscio, torna come trequartista, lo metti al posto di Aghissà, torna Zerbin, c'è Popovic. Teniamo un bel po' di Traoré che si fa, si riscatta oppure no, teniamo un bel po' di abbondanza, dobbiamo sbolognare un po' di persone, dobbiamo capire quali offerte arriveranno, se arriveranno, se questi giocatori che hanno comunque degli ingaggi riescono a trovare degli ingaggi adeguati in altre squadre. Sarà veramente difficile, veramente difficile. Che ne pensi, dice Salvatore, del fatto che c'è gente che sostiene che entro il 2026 retrocederemo in Serie B? Chi sta dicendo questa cosa, Salvatore? Mi sembra una previsione molto molto complicata da reggere. Su quali basi entro il 2026? Ricordiamoci che ci deve comprare Jeff Bezos, quindi io non credo. Il centenario, proprio la Serie B, il centenario sarebbe l'apoteosi dello scatafascio più totale. Io non credo che si arriverà a questo. Sapete perché? Perché la Serie A è proprio scarsa, quindi per arrivare a quello devi veramente distruggere ancora di più, oltre a toccare il fondo devi scavare, cosa che il Napoli ha dimostrato anche di saper fare, ma ci saranno sempre 4, 5, 6 squadre più scarse del Napoli. Non mi spaventa l'idea della Serie B, mi spaventa più il non riuscire a recuperare il terreno su quelle là che magari si rinforzano e stanno facendo un discorso. Se abbiamo aggiunto anche al Bologna, oltre all'Atalanta, quelle là che ogni tanto vengono a dare fastidio per il quarto posto, quelle 3 le teniamo sempre da parte. Poi c'è Roma, Lazio e Napoli, e poi ci sono Atalanta, Fiorentina, che vediamo se il Bologna riesce a confermarsi, magari con la partenza di Thiago Motta, vediamo cosa succederà. Insomma, non è facile, ci sarà tanta concorrenza, ma la Serie B direi di no. Hai capito? La vedo difficile, Dovresti giocare tutta... esatto, la primavera che non è... Adesso si sta parlando anche di un nuovo direttore sportivo tecnico solamente per la primavera, il direttore della Juve Stabia, se non sbaglio. Aspettiamo, perché di notizie certe, onestamente, viste le fonti da dove arrivano queste cose, mi fido poco. Cosa ti aspetti dal Napoli contro il Monza? Io spero che si faccia un giro palla veloce. È l'unica cosa, è l'unica arma che abbiamo, essere veloci nel giro palla per essere un pochino imprevedibili e pericolosi. Altrimenti diventiamo prevedibili, diventiamo letti e il Monza gioca bene, il Monza ha anche la tecnica per ripartirti in faccia, e dobbiamo stare attenti. Io mi aspetto che ci sarà una partita, lo dico, con dei gol. Mi aspetto dei gol, poi vediamo quanti e dove. Nascerà il Napoli next gen, come no? Secondo te cosa potrebbe convincere un giocatore a venire a Napoli senza coppe importanti, senza nomi stellari in panchina dopo una stagione disastrosa come questa? Idem per un allenatore. Caro Pierluigi, un grande ingaggio perché lo sapete, in calcese, come si dice, tutti quelli che poi approdano anche in squadre più piccole dicono mi ha convinto il progetto ambizioso, eccetera, eccetera. Si potrà dire la stessa cosa. De Laurentiis dovrà essere bravo a vendere il progetto del futuro, cioè a convincere i giocatori, guardate che qua vogliamo ricominciare a vincere, perché i giocatori, oltre a volere un ingaggio importante per la loro carriera, vogliono anche vincere qualcosina.
ci sono dei giocatori che vengono volentieri per fare quello step di crescita e tantissimi giocatori sono passati per Napoli, sono cresciuti, si sono affermati e poi sono andati a vincere. Tantissimi esempi, Jorginho, Albiol, eccetera, eccetera. Poi ci sono dei giocatori che sono già nell'età matura dove si devono giocare le loro carte per vincere qualcosina, e se capiscono che nel Napoli non c'è il programma di vincere di nuovo e tutte le cose, le caselle messe a posto per vincere, è capace pure che se devono scegliere tra due squadre vanno in un'altra squadra e si giocano un'altra carta. Ma un Kim in prestito dalla Bayern, così il nuovo Kim è semplicemente il vecchio Kim. Sarebbe fantastico, ma non lo so. Se io non credo, ragazzi, tutte queste cose, io non la guardo la Bundesliga. Però Kim sì, è scivolato un pochino in panchina, aveva cominciato bene perché avevamo visto immagini e lo stavamo rimpiangendo. Poi evidentemente non ha fatto benissimo. Onestamente l'ho visto anche nella top 11 di diversi mesi dei voti generali della Bundesliga. È tutto il Bayern che non sta andando bene quest'anno, onestamente. Quindi io non lo so quanto siano scontenti di Kim, al punto da volerlo dare in prestito. La vedo difficile. Se lo comprano, ti pagano tutti quei soldi, poi te lo ridanno in prestito così. Non la vedo, la vedo un'operazione molto fantasiosa. Allora, preghiere laiche, ma prego notte e giorno sperando che a Ponte ci cali una scialuppa di salvataggio. Anche quella cosa lì, Emidio, se ne è parlato per un paio di giorni, poi è sparito perché evidentemente era anche lì una fantasia che viene più dai tifosi insofferenti che non una realtà, purtroppo. E quindi andiamo a vedere. È vero che Manna uguale Allegri al 90%? Assolutamente falso, perché non è proprio così che si fa il calciomercato. Prima di tutto Manna, ragazzi, ha 35 anni. È uno che si occupava della Juventus, quella là che sta in Serie C, dell'Under 23. Sì, sicuramente avrà i suoi agganci e avrà le sue amicizie, perché è uno che ha iniziato a fare il direttore sportivo a 25 anni. Quindi, attenzione, deve essere uno che aveva le amicizie per cominciare a 25 anni a fare il direttore sportivo, devi avere numeri di telefono, devi avere capacità sicuramente, nel Lugano, però non significa Allegri, perché Allegri significa un ingaggio, non lo so, Allegri se lo può dimezzare, ma anche se lo dimezza gliene devi dare 5. Il Napoli ha intenzione di dare 5 milioni al prossimo allenatore. De Laurentiis ogni tanto fa delle deroghe quando individua un personaggio che gli possa dare una mano e a migliorare tutti i giocatori. E Allegri l'allenatore per questa cosa qua? Io non credo, visto che la Juventus aveva e ha delle potenzialità comunque da secondo posto, se non da primo, perché Vlahovic, perché Chiesa, perché Bremer, perché ecco Cambiaso sta facendo una buona stagione, McKennie sta facendo una buona stagione, però li puoi mettere insieme in una maniera un pochino diversa, con un po' più di coraggio. La Juventus potrebbe giocare a pallone, invece decidono di non giocare. Non credo proprio che sia Allegri la soluzione a tutti i mali. Allora, non lo prenderei, meglio italiano, De Zerbi sarebbe un colpaccio. Vi prego, Allegri no, preferisco Starace. Conte, Motta, Allegri, eppure deve tornare lei a dopo Mazzarri. Sì, io i ritorni, lo sapete, non sono favorevole. Non sono favorevole. No, più che mezzo interessamento di Grimaldo, se ne è parlato ad ogni sessione di mercato di Grimaldo. Come no? E finalmente è esploso in tutte le sue potenzialità, perché il sinistro di Grimaldo non era mai stato in discussione, forse non era sempre continuo nelle sue prestazioni, adesso l'ha fatta la stagione da top player senza dubbio, e quindi non penso che perché poi anche lì dobbiamo capire il Napoli che vuole fare. Mario Rui Olivera un altro anno? Non lo so. Un aumento al grafico che fa cose schiattate in corpo.
Nathan lo farei giocare? Sì, Elena, assolutamente sì. Voglio capire, è sparito completamente dai radar. Juan Jesus, lo sapete, io ho analizzato le prestazioni. È chiaro che l'allenatore si affida a quelli più esperti nei momenti di difficoltà e ha garantito una certa continuità anche di prestazioni. Poi ha fatto 2 o 3 errori anche gravi anche lui, ma in questo momento io società e io tifoso vorrei vedere un pochino i nuovi all'opera. La stessa coppia Nathan Ostigard non aveva fatto malissimo neanche con Garcia, onestamente, quindi io lo butterei nella mischia, onestamente. Fabietto, Vlahovic vero obiettivo di mercato, Icardi alla Juve, esatto. Sì, è uscita una foto di Vanda Nara con la tuta della Juventus. Lo stavo per fare, lo sai Fabio, il tweet Icardi al Napoli, ha ritelefonato quello là della compagnia telefonica, gli stava attaccando il telefono a Posillipo, ha ritelefonato, adesso sono pronto e arriva. Idea Icardi dopo Osimhen, però poi non l'ho fatto perché arriva. Sì, l'ho letta, me l'hanno scritta la notizia di Di Marzio, è una non notizia anche quella. Zaniolo se ne parlerà per un paio di mesi e non arriverà, come succede con tutte le notizie. Mi dispiace, con me cascate male, nel senso non riesco ad andare in hype per cose che non hanno tanto senso, non ci riesco. Poi non so nemmeno quanto possa migliorare Zaniolo nella nostra situazione. Senza dubbio, è un bomber vero e proprio. Io volevo legare l'idea di Icardi a Conte, solo che Conte subentrò all'Inter dopo che Spalletti già fece l'esploit con Icardi, che gli tosse la fascia di capitano, e poi ci fu la cessione così. Quindi Conte e Icardi non si sono incrociati quasi per nulla. E potevo infiocchettarle, dice quello in realtà lo voleva, ma c'erano delle cose societarie che andavano risolte, e ripiegò su Lukaku. Quindi in Napoli su Lukaku è molto più così. Ramizio Fomano, venite il suo allenatore del Napoli, 24-25. Vado controcorrente, non cerco nomi ma motivazioni. Faletti aveva voglia di dimostrare che poteva vincere, Sarri voleva farsi conoscere, dimostrare che poteva allenare ad alto livello. Sì, ma anche Conte potrebbe voler dimostrare, guardate, io sono talmente un vincente che vinco anche al sud, perché vincere alla Juventus, vincere all'Inter è un conto, se vinci al sud ti metti ad un certo livello, no? È quello che aveva fatto Spalletti, non può diventare un unicum per sempre, e ci sono allenatori di grande personalità che possono avere questa motivazione di dimostrare, nonostante una situazione non facile, che non si lavora benissimo. Figurati, non è il nome, è chiaro, le motivazioni, ma le motivazioni si trovano, non è difficile trovarle. L'importante è saperle comunicare bene, perché quello che si vede dai documentari, dove vedi anche come parla Guardiola, il saper scegliere i momenti, il capire quale giocatore lo devi attaccare per fargli dare il massimo, quale lo devi coccolare, in quale momento devi controllare il gruppo e devi farli, devi convincerli della loro forza, invece in altri momenti li devi cazziare perché sennò si addormentano. Lì, capito, non sei solo bravo a vincere, sei bravo a rivincere, e quelli sono i fuoriclasse poi della panchina. L'italiano mi piacerebbe perché ha la voglia di vincere anche la Coppa del Nonno. Magari facciamo qualche finale. Sarebbe il caso di cominciare a farne qualche finale, perché 8 finali, 10 finali, 40 finali, e quella è una di quelle cose che nel calcio, nel linguaggio del calcio, non ce la toglieremo mai di dosso. Manna farà un tentativo per Conte. Il Napoli vuole un allenatore che giochi con la difesa a 4, da capire se Conte tornerà alle origini. Già siamo all'errore, basta partire da un discorso, vogliamo la difesa qua, basta, scegli un allenatore che ti piace, che ti convince, poi decide lui,
non possiamo prendere la gente perché fa il modulo che ci piace a noi, già se questa fosse vera, e io spero che non sia vera, non è possibile, non si ragiona così. E anche se comincia con la difesa a 4 e poi vuole passare alla difesa a 3, deve poterlo fare, ma deve farlo con la logica delle cose, non perché non sai fare altro, senza fare riferimenti, insomma, più o meno facili da capire. Lasciare fare gli allenatori, i presidenti facciano i presidenti e gli allenatori facciano gli allenatori, i direttori tecnici e sportivi facciano i direttori tecnici e sportivi, e ognuno faccia le proprie cose. Onestamente si parla troppo della next season, mercato nell'ambiente, la società deve farlo, i giocatori, i tifosi, hai ragione DP, sono d'accordo. Ecco perché io quando faccio la copertina di oggi, io comunque parlo pre-gara. Io vorrei parlare del Monza, vorrei fare ipotesi di formazione con voi sul Monza, e ci tengo, e l'ho detto a inizio live, forse tu ti sei collegato dopo, sono appelli che faccio ai giocatori: non mollate, vi prego, non mollate. 8 partite sono 8 partite, al di là dei punti in palio sono 8 possibili intossicate, 8 momenti in cui diciamo però che bella partita che abbiamo visto, ok, stiamo mettendo i presupposti per la prossima stagione, chiudiamo bene per poter idealmente ricominciare bene, sarebbe il caso di farlo. Quindi io sono d'accordissimo. Se poi sono 8 finali, per dirmi che è così. A questo ce l'ha manca qualche dirigente, perché a me sembra che ogni tot anni il Napoli fa bene, fa male e poi bene, ma anche quelle con i dirigenti The Gamer ogni tanto o dopo ogni tot fanno male e poi bene. Non esistono squadre che fanno sempre bene e non esistono squadre che fanno sempre male. Il Napoli deve avere dirigenti perché è così che si deve fare perché uno in più che ne capisce di calcio in società non può far male avere uno in più, una parola in più, senza lasciare tutto nelle mani di chi deve intuire, e non sempre le intuizioni vanno a buon fine. Quindi avere una figura in più, un punto di riferimento in più, giocatori che nei momenti di difficoltà che arrivano in tutti gli anni e in tutte le squadre, ci sono situazioni in cui noi non lo sappiamo, ma magari il dirigente al momento giusto dice la parola giusta e fa svoltare la stagione nel momento di difficoltà. Non lo sappiamo. Per me è meglio averli. Finora il Napoli ha pensato di farne a meno, non è andata sempre bene, l'anno scorso è andata molto bene, c'era però una coppia Spalletti-Giuntoli che secondo me si sono messi lì, Spalletti dormendo addirittura nello sgabuzzino, Giuntoli con la sua presenza che si vede già nel trailer, no? Parla Spalletti, c'è Giuntoli dietro, gli occhiali da sole, figura presente. Evidentemente anche loro hanno overperformato, cioè essendo un punto facendo da punto di riferimento anche per altre cose che noi nel campo non le vediamo. Quindi per me bene averle. L'idea di farne completamente a meno, onestamente, è sembrata un suicidio quest'anno. Allora, speriamo che con il Monza ci risparmiamo Raspadori. A Renato non piace Raspadori. Io Raspadori lo voglio vedere vicino alla porta. Se lo mettiamo esterno, secondo me aveva fatto benino a destra all'arrivo di Calzona, però più vicino alla porta sta, più possiamo vedere un Raspadori pericoloso. È piccino nel calcio fisico di oggi, e se concedi Raspadori, se concedi Traoré, se concedi Mario Rui, Lobotka anche è piccino, andiamo in difficoltà. Serve gente con una certa presenza. Poi uno di grande tecnica, sgusciante, che ce l'hai, va benissimo, ma se poi già arrivi a 4-5 all'interno di una formazione rischi di non far benissimo. Signori, i like però, cioè capiamoci, questa è una live pre-partita, ma sempre i like devono arrivare, che c'erano 100 like preventivi, dove stanno quelli là ulteriori? Voglio sapere. I like dal basso. Raspadori, per esempio, visto che italiano lo stiamo vedendo, sta utilizzando anche Beltrán sotto punta, quindi un 4-2-3-1 che sta facendo italiano è un po' più offensivo, perché non è che mette, a volte ci ha utilizzato anche Bonaventura, però
non disdegna Italiano anche di mettere la doppia punta, Belotti con Beltran dietro, Zola e Beltran insieme, quindi 4-2-3-1 con due attaccanti veri. Ecco, Raspadori in quella zona secondo me può far bene con Italiano, sicuramente. 208 like, benissimo, ne possono arrivare un'altra quarantina e stiamo a posto. Bravo Gilles, no Gilles, che tu mi rimproverasti una volta, era Gilles. Lindstrom dietro Simen, Raspadori, Simeone, 4-3-1-2. Come la vedi? Mi piacerebbe vederla, ecco, come la vedo non lo so, perché Lindstrom deve azzerare e ricominciare da capo, secondo me. Però vorrei vederlo un pochino giostrare dietro le punte, o dietro la punta o dietro due punte, va benissimo. Mi piacerebbe vederlo un pochino libero da schemi e andarsi a trovare lo spazio e la palla come vuole, perché Lindstrom ha lo spunto, credo che abbia abbastanza fantasia, lo può fare. Osimhen Raspadori, Osimhen Simeone, anche Raspadori Simeone come doppia punta mi piace, non mi dispiace affatto, però non aspettiamoci questo da Calzona, ragazzi. Calzona l'ha detto, poche cose ci ha detto, ma quella che ci ha detto ce l'ha detta chiara. Ha detto: io non voglio riempire di troppe informazioni, ragazzi, il tempo è pochissimo, quindi ci affidiamo a quello che io faccio abitualmente, che è il 4-3, quello che loro facevano abitualmente, che è il 4-3. Non voglio aggiungere confusione, che ce n'è stata fin troppa, e quindi partiamo dal presupposto che si parte sempre 4-3-3. Poi nell'ultima partita l'abbiamo vista, per cercare di recuperare l'ha aggiunto Simeone al 75esimo, però non mi aspetto un cambio di modulo da parte di Calzona all'inizio. No, Ellen non viene, te l'ho detto già, non viene, stai spammando proprio alla grande. Lukaku, calmati, non viene, non ti eccitare troppo. Ecco, l'hai aggiustato, ma viene, ma non viene, ragazzi, non spammate. Come finisce il derby di Verona? Vince ovviamente la Lazio, è chiaro, è evidente, perché De Rossi ha già vinto troppo, e vince la Lazio perché Tudor adesso li avrà cazziati dopo aver perso la Juventus, e si riprende la Lazio e vince la Lazio. Non so come facciano a segnare la Lazio, perché ho visto Immobile sempre peggio, Castiglianos non mi convince, sono spuntatissimi, quindi vediamo. Ma perché molti tifosi dicono la verità solo a metà? ADL ha tutte le colpe del mondo per questa stagione, ma sono 15 anni, e Abu Blakic, ma ripetere sempre la stessa cosa. Non diamo per bollito il presidente, nessuno dà per bollito il presidente, ma se ogni volta che noi stiamo parlando del presente, dobbiamo sempre parlare, però quando prese Mazzarri all'epoca fu una grande intuizione, perché Mazzarri post Donato, sì, ma ripetere sempre la stessa cosa, lo ripetiamo perché non sia mai la Madonna, diciamo il presidente così, il presidente ha fatto grandi cose, il presidente quest'anno non ne ha azzeccata una. Ripetiamolo sempre, perché altrimenti ci arrabbiamo e diciamo le cose a metà. È pure una questione di tempo. Possiamo mai ripetere sempre le cose di 15 anni prima? Dobbiamo guardare avanti, e questo è il problema mio. Tudor sta ritrovando Kamada, ci sta provando ovviamente in questo schema un po' più ibrido. Ecco, Kamada vale proprio il discorso di Lindstrom. Se tu lo cerchi di incastrare come mezzala, come provava Sarri, e non ha funzionato tanto, se lo metti davanti poi si deve fare tutta la fascia così. Se lo metti come uno dei 2 trequartisti, probabilmente si può individuare un pochino meglio e fa un lavoro più consono a lui, che poi era il lavoro che facevano l'anno scorso sia lui che Lindstrom. Quindi sì, a volte è questione di pochi metri. Questo è un discorso che ci fece anche Spalletti ci disse: Zielinski quei 2 o 3 metri più dietro, perché gli libero un pochino il raggio d'azione, mi recupera palla vicino più Lobotka e può giostrare, può muoversi. A volte pochi metri possono fare la differenza. Allora Blakic, appunto,
appunto, per guardare avanti bisogna guardare anche la storia, appunto, l'abbiamo vista la storia, guardiamoci indietro, quante volte il Napoli ha fatto bene, quante volte il Napoli ha sbagliato, quanti allenatori il Napoli ha indovinato, quanti allenatori il Napoli ha fatto male, quanti dirigenti il Napoli ha avuto, perché tu dici guardiamo la storia e ogni volta mi arriva la domanda, ma il Napoli lo prende Zola, mette Hamsik in dirigente? Non lo mette perché la storia ci dice che De Laurentiis vuole fare tutto da solo. Ha funzionato l'anno scorso, sì, 2 anni fa no, 3 anni fa no, 4 anni fa no, ha funzionato l'anno scorso, quest'anno non ha funzionato. Vogliamo andare avanti proprio guardando la storia? Vogliamo provare qualcosa di nuovo? Evidentemente no, evidentemente vogliamo di nuovo provare, speriamo che indovino, senza circondarmi di, perché poi servono pochi elementi, ma fatti bene, indovinati sul serio, che siano mentalizzati con la fame di vincere, al di là di quelli che sono i tuoi progetti e i tuoi programmi, e si può andare bene, ma si devono incastrare talmente tante cose che veramente succede una volta ogni 32 anni, 33 anni. Continuo a dire il signor Zielinski fu quello sottopunta con Gattuso e me lo ricordo benissimo, fu così, però lì, ripeto, i 2 o 3 metri, per esempio con Spalletti ha funzionato un po' più dietro, con Gattuso ha funzionato un po' più avanti. Secondo me, quando parliamo di Zielinski, più che il ruolo, più che il posizionamento in campo, dipende da lui, perché il Zielinski è proprio quel giocatore impossibile tecnicamente, capace di fare cose col pallone veramente da top player, però ogni tanto sparisce nel meandro della partita, è capace di sparire un pochino dal fulcro del gioco, e secondo me dipende più da lui che dai moduli o dagli allenatori. Sicuramente gli allenatori hanno la capacità di tenere i giocatori sul pezzo, e vale anche per Zielinski. 10 minuti a tono, devo mettere la formazione che stasera c'è il classico, e infatti io per questo sono andato live un po' più presto, così possiamo subito andarcene e andarci a vedere una partita vibrante, di grande vibrazione. Idea Zaniolo è un logo che per me è un gran giocatore da inquadrare dal punto di vista del comportamento. Sì, Lorenzo, l'hai dipinta bene. Questo sarà la notizia della live che mi sta arrivando a destra e a sinistra. Non lo so, la vedo, è uno di quei nomi che si fa molto spesso, perché è uno di quei giocatori che grandi potenzialità, grandi possibilità tecniche e fisiche, ogni tanto si lega la figura di Zaniolo a varie squadre nel campionato, qualcuno ci punta e lo recupera ed esplode finalmente, non succede mai puntualmente, quindi anche secondo me questa cosa non succede. Quindi è un pochino perché non c'è niente di cui parlare. Assolutamente no, amico mio. Se viene Pioli per me è tutto grasso che cola proprio alla grande. Non lo so, vediamo. È più nella logica, secondo me, di come sta ragionando De Laurentiis che arrivi italiano. E io mi metterò lì, mi metterò proprio a studiare, sarò il più obiettivo possibile, perché secondo me con Italiano si possono fare anche grandi cose. Ho paura che non abbia non lo so, non lo conosco bene proprio a livello mentale, però ho paura che un allenatore con poca esperienza in un ambiente come Napoli possa essere maciullato, mentre a Pioli non gli puoi dire non hai esperienza. Almeno togliere da mezzo questa cosa non sarebbe male, cosa che non potevano dire a Spalletti. Si poteva dire altre cose a Spalletti, ma non si poteva dire questo. A Garcia, per esempio, si poteva dire è bollito perché è andato in Arabia. Pioli non è bollito, perché Pioli è rimasto nel campionato che conosce molto bene, conosce tutti gli avversari, conosce l'ambiente del campionato italiano, quindi non si può dire questo. Si potranno dire altre cose di Pioli. Però sì, se devo scegliere adesso, io scelgo uno che ha esperienza, perché non la voglio la fame, va benissimo la fame di quelli che gli allenatori moderni di cui si parla, Possanzini, Pecchia,
Farioli, De Zerbi, tutto quello che volete voi, però a me l'idea che venga uno troppo giovane, se viene coadiuvato da una società forte e si lotta tutti insieme e lo proteggi, questo è l'auspicio della società, se riesci a proteggere il tuo allenatore come hai fatto con Sarri, allora ben venga quello là giovane di grande speranza e così. Altrimenti io voglio uno che abbia le spalle già larghe e che alle prime cose ti risponde, che Spalletti ti risponde se tu gli dici delle cose che non gli girano e tu se la prossima volta ci pensi 2 volte. Ecco, serve uno così, secondo me, visto che non lo so quanto la società abbia la forza di essere convinta delle proprie idee, che questo è successo quest'anno. Tu hai scelto Garcia, non eri convinto anche tu, di conseguenza non l'hai protetto, di conseguenza è andato tutto in malora. È così, non era quello giusto e dovevi pensarci prima, non dovevano essere dei colloqui così a cena, ci dovevano essere dei colloqui tecnici con un direttore sportivo che dopo che hai parlato a 3, tu De Laurentiis, l'allenatore, il direttore sportivo dice non lo so, ho avuto la sensazione che comunque questo sì, magari ti fa il 4-3, però non lo so se è aggiornato nell'ultimo anno, se ha intenzione di fare delle cose. Questi colloqui sono mancati secondo me, perché poi Melusi è arrivato dopo. E quindi, se dovesse venire italiano, il fatto che sia un allenatore da Coppa pensi possa cambiare, visto che la società sembra un atteggiamento non proprio open. Valentina, la tua domanda è pertinente. Io italiano lo vedo abbastanza cocciuto, e cocciuto lo vedo in entrambe le possibili accezioni, cioè sia come cosa negativa, nel senso io questo è il modo in cui alleno e non voglio cambiare, sia anche positiva, nel senso che anche se tu senti che dalla società sia da me di questa conference non mi interessa niente, italiano secondo me, se gli interessa a lui, al di là di quelli che sono gli input che arrivano dalla società, lui va dritto per la sua strada. Mi sembra sotto questo punto di vista mentalizzato con se stesso, della sua carriera, della sua idea di calcio e di non mollare niente, perché il turnover che fa Italiano, la scelta di cambiare spesso formazioni non è stata quasi mai in base poi agli impegni, ma è stato un fatto quasi sistematico, quindi probabilmente come sua mentalità lui fa ruotare molto la rosa per tenerli tutti sul pezzo e non farne distruggere nessuno, cosa che invece nemmeno Spalletti faceva, perché si erano inquadrati quelli là affidabili e si è andati avanti su quello zoccolo lì. Invece Italiano probabilmente c'ha questa mentalità un pochino più aperta, che secondo me piace molto a De Laurentiis, perché vede i suoi investimenti sul campo con più minutaggio, e quindi ecco perché mi sembra più il profilo individuato dal Napoli. Dobbiamo aspettare. Secondo te è possibile vedere Dendoncker insieme a Lobotti in un eventuale 4-2-3-1, così mettiamo un po' anche in panchina con tutte le ciabatte? Antonino, mi piace tantissimo l'idea, però le 2 cose: non credo che Calzona cambi modulo dall'inizio, perché ci ha detto che non lo vuole fare. Non credo che il Napoli perda tempo, tra virgolette, a farci vedere Dendoncker, che ha già deciso di non, perché il Napoli può avere il dubbio su Traoré, ma su Dendoncker non hai deciso di puntarci, perché ci hanno fatto sapere che era una richiesta di Mazzara. Non lo so quanto ci posso credere, ma da quello che ho capito io, che è un'intuizione che potrebbe anche non essere giusta, era quel giocatore che quello ha giocato a centrocampo ma può giocare anche in difesa. Con Mazzarri che stava giocando di nuovo a 3 ti serviva un'alternativa, ti serviva proprio numericamente uno che ti potesse fare anche il difensore, e quindi la famosa Legna. Non credo che la Legna sia quello che interessa a Calzona in questo momento. A Calzona serve qualità, e rispetto a Ranghissà, noi l'abbiamo visto pochissimo, ma abbiamo visto anche qualche highlights. Dendoncker è tutta legna, è tutta molta legna, quindi io non credo che lo vedremo mai. Qualche spezzone di partita, magari nei finali di partita, ma ci sono altri giocatori che stuzzicano secondo me di più la fantasia anche di Calzona. Hai sentito
Sparnelli, certo, ho sentito, come no? Io sento tutto, ragazzi, Voi non pensate che ci sono notizie che non commento perché posso mai mettermi a commentarle tutte. Non si possono fare 110 conferenze in un anno. Però ho sentito, sì, che ha già firmato. Come fanno a dire queste cose in trasmissione Calcio Napoli? Allora, tra l'altro, non me la prenderei con Calcio Napoli 24 in questo caso, perché hanno riportato la cosa. Io ho visto, credo fosse trasmissione con come si chiama? Palummel. Trasmissione con Palummel, Sparnelli che dice ha già firmato. Poi aggiunge ma io vi dico la motivazione, me l'ha detto un notaio, vabbè, il notaio, va bene. Ma io vi dico la motivazione è che il Napoli è l'unica squadra che può spendere l'anno prossimo. E qua ci dobbiamo fare la grande risata, la grossa risata. Primo, il Napoli poteva spendere anche quest'anno con tutte le riserve così, ma sappiamo che il Napoli arriva al limite per non pagare le tasse e una lira in più non la mette. Kim venduto a 50, a 42, a quanto volete voi, Nathan, ok? Quindi non c'è la voglia di investire più di quello che hai guadagnato. Primo, il Napoli ha le riserve, il Napoli ha guadagnato tantissimo l'anno scorso, il Napoli guadagnerà tantissimo per la cessione di Osimhen. Benissimo, si spenderà, ma non venitemi a dire che il Napoli è l'unica che può spendere in Italia, perché è una bugia. È un falso, perché hanno i debiti l'Inter, continua a spendere, magari non può prendere i giocatori giovani pagando grandi cartellini, ma spendono per le commissioni, spendono per gli agenti, spendono per gli intermediari e spendono per gli ingaggi. Quindi l'Inter continua a spendere, toglietevelo dalla testa. Il Milan stanzia ogni anno un budget per spendere, per cambiare la squadra. Quest'anno hanno fatto un mercato oculato, hanno preso Loftus-Cheek, hanno preso Chukwueze, hanno preso Pulisic, hanno messo delle pedine perché serviva cambiare tanto. Hanno speso. La Juventus forse spende di meno, dobbiamo capire cosa faranno con Giuntoli, perché Giuntoli arriva per fare delle spese un po' più mirate, un po' più precise, ma fanno le ricapitalizzazioni, spendono, non vi preoccupate, spendono per gli ingaggi. La Roma anche là, magari parametri zero, ma spendono per gli ingaggi, cosa che il Napoli non fa. Quindi il Napoli può spendere. Sono arrivati gli uccellini, non lo so se li sentite gli uccellini, mi è arrivato anche un amico e quindi ve lo faccio conoscere. Buonasera amica Bellina, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei fare gli auguri al maestro Mimmo Caratelli. Compleanno? No, 2 giorni fa. Ah, ok. Non ci siamo visti oggi, cioè il giorno del compleanno. E eccezionalmente non mi è mai capitato in questi anni di intrusione nel tuo canale. Vorrei salutare il capitano di vascello Giuseppe Lai e tutto l'equipaggio dell'Americo Vespucci. Va bene. Guido, visto che tu non capisci niente di calcio, Non è sicuro. però so che nel tuo tempo libero ti occupi di cinema, ti volevo fare... Non è detto che ne capisca, però. Sì. Infatti ho detto che te ne occupi, però non ne capisci. Ti volevo fare una domanda tecnica, visto che è uscito finalmente l'annuncio, è uscito il trailer. Conosci il regista? No, il produttore non è un regista, non è famoso per essere un produttore associato, quindi è il suo primo film, che poi è un montaggio di immagini. Ti ho mandato però una foto molto interessante, perché vi state perdendo in un bicchiere dell'acqua. Un bicchiere d'acqua? Ah, ok. Allora capisci perché lo sforzo dopo un anno. Recuperiamo. E se puoi togliere la mia faccia e la tua e metti la foto che ti ho mandato con la locandina. Ok, mi metto al lavoro, aspetta. Così vi fugo molti dubbi. Fugali, ma quello che cui sono qui per voi. Ah, bravo. La prima? Sì, la prima, è proprio la prima poi. Ah, perché quello stavamo dicendo che era Photoshop, invece Osimhen non è Photoshop. No, vi fugo, perché poi non bisogna essere cospirativisti. Io, sapete, sono la persona più distante dai cospirativisti. Ok, questa è la foto da cui poi esattamente si recupera la copertina e quindi possiamo
rindividuare quelli che sono i giocatori. Quindi dietro Osimhen effettivamente è Meret, da questa foto si vede sì. Non è Dem, è Meret, quindi è confermato. Possiamo anche aggiungere la famosa quindi questo qua è Meret, lo posso dire con la qualità della foto si vede. Marfella, Gollini, Mario Rui, questo è Zerbin, questo è Elmas, sì. Lozano, Ostigard, Olivera, Politano e dietro è Zedad, che mi pare di confermare che è Zedad. Quindi si conferma che manca Kim. Sì, ma proprio manca anche dalla numero 4 in generale, quella che è ancora più allargata, dove le persone chiedevano dove è Anghissè, è proprio spostato ai margini. Però è la foto. Esatto, aspetta, ci rimettiamo nella cosa così. Recupero anche quell'altra allora. Così fughiamo. Numero 4? L'ultimo, esatto, nei margini, sì. Bravo Guido, così facciamo informazione precisa. Una cosa ci è rimasta, fare informazione precisa. Eccola qua. Fammi mettere a tutto schermo. E da qui si può individuare Anghissà qui, poi c'è Edo qui dietro e tutti gli altri che si erano spostati poco. Meret qua è confermato alla grande, e c'è Kvara. E infatti Kvara, che adesso si vede qua nella foto originale di cui parlavamo prima, non c'è qua, non si vede, e lui è stato photoshoppato in questa copertina senza dubbio, sopra la testa di Lozano e anche probabilmente Juan Jesus. Bravo Guido. Lavoro importante come al solito. Come funziona, Guido? Perché qua ti posso chiedere tecnicamente. È stato annunciato e poi dice che il 10 aprile si potranno prendere via o verrà annunciato dalle sale. Come funziona? Cioè, andranno in tutte le sale d'Italia? Perché io mi sono lamentato da tifoso all'estero, ma c'è anche qualcuno che ha detto il cinema di periferia non lo porterà. C'è un aspetto importante. Facciamo un minimo di informazione, minimo per colpa mia, massimo per merito di Valerio. De Laurentiis non produce un successo, saranno 10 anni, perché gli ultimi film che ha prodotto e distribuito al cinema sono di Verdone, ma Verdone è un marchio a sé, non è un prodotto originale, intellettuale di De Laurentiis. Verdone nasce figlioccio di Sergio Leone, è stato prodotto da vari produttori, adesso insomma essendo venuti meno i Cecchi Gori eccetera. Gli ultimi cinepanettori, tra l'altro l'ultimo fu un lavoro di montaggio, quindi prendendo il meglio di altri cinepanettori furono dei flop, quindi che se ne dica visionario eccetera, questo video si prenderà molti dislike, io molti, perché poi oltre la noia che ho dato all'ultimo video dirà il male di Napoli, però insomma è storia, è cronaca. Quindi essersi appoggiato come l'evento del 40ennale delle vacanze di Natale al circuito Next è una cosa molto importante, perché è un circuito collaudato, serio, mi sembra inaugurato nel 2009. Io fui invitato perché fecero come primo film distribuito dalla Nexo solo per 2 giorni la riedizione, all'epoca era in 2K, adesso li stanno restaurando in 4K, i film di Ritorno al futuro, non ricordo. Il secondo film fu Frankenstein Junior e da lì è nata questa bella idea di riproporre questi film. Erano classici, mi ricordo che per San Valentino fecero Colazione da Tiffany, sai, un pochino il mio settore. Quindi il circuito Nexo è un circuito importante che distribuisce in tutta Italia. I film di solito costano un po' di più, di solito 12 euro, quelli distribuiti dal circuito Nexo, però ovviamente è un circuito importante ma non così capillare. Non è detto tra l'altro che, pur essendo presente in città come Bari o nelle multisali, Casa Massima che è a 20 km da Bari, questo film venga distribuito, perché secondo me ha svariati elementi di debolezza. Come ti permetti di no, cinematograficamente non l'ho visto, lo dobbiamo vedere e chiaramente analizzare con la serenità che di solito mi contraddistingue in tutti i suoi elementi cinematografici, anche se non è un'opera di finzione, ma chiaramente verterà più sul
l'aspetto documentaristico, e quindi nella sua confezione, nella sua narrativa, in tutte insomma quelle che sono le componenti sicuramente professionali affrontate col massimo del mestiere, assolutamente bisogna vederlo. Però proprio per la sua componente sportiva, prima ancora che cinematografica, questo film, permettimi per una volta di fare quello che dice il mio professore, l'intellettuale che non solo, ha questi elementi di debolezza. Il primo, ripeto, cinematograficamente lo dobbiamo valutare dopo, non c'è un'urgenza di cronaca per raccontare questa storia, nel senso che l'evento mediatico dello scudetto del Napoli probabilmente uno degli eventi più importanti degli anni 2000, perché è stato rappresentato in tutto il mondo, non solo dalle TV o dagli appassionati italiani, perché lo sappiamo, milioni di tifosi che hanno seguito anche dal vivo andando a Napoli l'evento, per settimane, perché è durato molto a lungo, da febbraio si sono incominciati a vedere i palazzi addobbati, addirittura restaurati, e i tendoni che coprono di solito il restauro o delle facciate erano già addobbati dallo scudetto. Quindi è stato molto lungo. Quindi è chiaro che ci potrà essere qualche villaggio sperduto in Amazzonia che non sa che il Napoli ha vinto lo scudetto, però è una notizia ormai assodata, basta collegarsi su internet, su qualunque canale che sia da YouTube, Twitter, che sai che Napoli ti puoi vedere i gol. Però questo non significa che tu non debba raccontare questa storia, però non c'è un'urgenza, non c'è una necessità di cronaca, c'è una storia che non è mai stata raccontata. Adesso vi raccontiamo la storia di questo eroe che ha salvato una volta. Il secondo elemento di debolezza è che lo sport, in particolare il calcio, noi ci facciamo una puntata speciale, rende zero e niente al cinema, e non lo dico io, ma non solo al cinema, in TV. I film si basano su delle emozioni che funzionano anche nella costante ripetizione della visione, nonostante è chiaro che la prima visione ti dà più emozione. Basti pensare che questo Natale è stato proiettato per la 30ª volta consecutiva negli ultimi 40 anni, forse 2 volte saltato, una poltrona su 2, chiaramente su Italia 1, non faccio pubblicità, però dobbiamo fare anche cronaca vera, è stato il secondo programma più visto quel giorno della TV, nonostante un film che è stato visto, rivisto, stravisto, come quando proiettano un Trinità, non si fanno le repliche delle partite in TV. E fossero così di successo, qualche volta le vedremo, ma manco di partite famosissime, da Italia, Germania 4-3, perché l'emozione irripetibile, unica di quel momento, di quell'istante, non la può rendere nessuno spettacolo cinematografico, dove tra l'altro gli sport più emozionanti nella narrazione cinematografica sono stati il pugilato, o la box, supervite, e il baseball. Ci sono pochissimi film sul calcio e nessuno memorabile. La stessa Fuga della vittoria, ok, vedete la rovesciata, ma non è un film memorabile. Ed è un elemento di debolezza, quindi non vi aspettate che il pubblico del calcio sia perfettamente sovrapponibile innanzitutto come numeri sul pubblico che va al cinema in questo tipo di prodotto, tralasciando il quando, che comunque è un aspetto, in questo caso trattandosi di sport e di cronaca, particolarmente importante, ma il quando nella vita è importante sempre. Ti può passare una macchina davanti, ti toglie il posto, devi girare 8 volte l'isolato per trovare. È chiaro che uscirà, sì, romanticamente può dire il giorno che noi abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, ma l'attenzione mediatica nei giornali, nell'opinione pubblica, sarà concentrata sulla 20ª stella dell'Inter. Non ti possono dedicare giustamente tanto spazio per una cosa che è passata, l'abbiamo già affrontata, ci abbiamo dedicato tanto tempo. Adesso la notizia, l'Inter è è la seconda squadra dopo la Juve a prendere la stella, le semifinali di Champions League, non so, il Bayer Leverkusen che vince lo scudetto dopo 11 anni di dominio del Bayern Monaco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non puoi pretendere di avere quell'attenzione e quella considerazione trattandosi di sport, e lo sport costantemente ha bisogno di nuovi eroi miti. Ma c'è un aspetto che secondo me è quello più importante, permettimi di fare l'intellettuale che non sono, è l'aspetto documentaristico. Il film sarà probabilmente bellissimo, un capolavoro, io lo guarderò, lo analizzerò con la serenità che mi contraddistingue, almeno in questo nel cinema sì, nessuno me lo potrà mai dire.
anche perché non mi sono mai venduto in nulla nella vita, figurati alla cosa che amo di più al mondo. Dillo, onestà intelletto si dice, onestà No, intelletto... quello lo dice il personaggio che adesso urla e se la prende con tutti e sta diventando odioso. Un evento storico ha bisogno di una distanza storica, che sia un evento importante come nuove informazioni su chi ha ammazzato Kennedy, no? O qualcosa di più fortemente gioioso come lo scudetto. Allora ti faccio un esempio. C'era un giovane ragazzo che giocava alla loggetta, no? E poi si è trovato a fare il raccattapalle al San Paolo e a guardare Maradona anche negli anni, insomma, dello scudetto, a essermi sempre presente a Italia-Argentina, se ben ricordo. Quel ragazzo poi diventa un campione, gioca anche nel Napoli, poi purtroppo va via del Napoli e alza la Coppa del Mondo il giorno della sua 100ª presenza in nazionale. E quel ragazzo che è diventato un uomo ha comprato dopo il centro, si può comprare quindi, il Centro Paradiso di Soccavo. Quel ragazzo è chiaramente Cannavaro. Fabio, chiaro. Cioè, non credo che c'era bisogno di dirlo. Il che significa che lo sport può ispirare, no? In maniera estremamente positiva. Che bella storia quella di Cannavaro, anche del fratello Paolo, no? Però non ha alzato la Coppa del Mondo il giorno della 100ª presenza di nazionale. Pensa che coincidenza. Ecco, noi non sappiamo, il ragazzino, mica tutti riescono a fare il raccattapalle, tutti i giocatori, i bambini che giocano a pallone, non tutti, se no sarebbero migliaia, no? Al San Paolo. Allora, noi non sappiamo cosa ispirerà quello scudetto da un punto di vista sportivo, da un punto di vista sociologico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche economico. Dei ragazzi hanno messo una piccola attività l'anno scorso, migliaia di turisti hanno comunque cominciato a legare questa cosa a altre cose ed è nata una piccola iniziativa che fra 20 anni diventerà una bella iniziativa. Anche Piero Armenti a New York è nato da zero il suo viaggio a New York, no? Ma lo puoi analizzare oggi, non il giorno dopo. Quindi noi non sappiamo questo evento cosa porterà, a parte gli sfottimenti dei tifosi che francamente non mi interessano. Avete per dire dopo lo scudetto 11esimi, a me interessa questo aspetto, ma questo aspetto lo potrò capire, non voglio dire fra 20 anni, ma se un ragazzino era presente al San Paolo come era a 13 anni, voglio dire almeno 7 anni, 7-10 anni. Quindi anche questo aspetto, la bellissima intervista che ci sarà un mito come Tony Servillo, come Silvio Orlando, ma figura mi emozioneranno. Però secondo me questo documentario parte con un handicap non da poco. Doveva essere fatto prima, in forma più snella, 40 minuti, tanti gol li conosci tutti, non dico febbraio, da aprile tu avevi la certezza di vincere, incominciavi a rimontare i gol, immagini, intervistare qualcuno, avevi maggio, quando hai vinto lo scudetto giugno, avevi tutto luglio, agosto e settembre per montarlo e lo presentavi dopo la mostra del cinema di Venezia e anche emotivamente come slancio per il nuovo campionato. Questa è la mia modesta opinione. Guido, ti aggiungo solo una domanda. Fai una distinzione tra il film e una serie, diciamo quello che si usa in streaming, cioè una divisione in episodi, fai una miniserie come per esempio ha fatto in Manchester City che è pubblicata da Netflix in questi giorni. Ha un'altra narrazione, un'opera cinematografica, a volte poi vengono portate sulla TV come cortometraggi. L'errore che fanno spesso i profani, no? E anche chi si approccia al cortometraggio, il cinema si basa su dei pilastri narrativi che sono sempre quelli, no? Il concetto di rottura, c'è qualcosa che crea una situazione di disequilibrio, c'è una situazione di questo dall'innaffiatore. Se trovate questo cortometraggio degli anni del muto, Valerio sta innaffiando le piante, il bambino dispettoso calpesta il tubo dell'innaffiatoio, si crea una situazione di disequilibrio, tutto poi deve fare in modo tale che Valerio ritorni a una situazione di equilibrio, ma per tornare a questa situazione di equilibrio si mette in moto, cioè la storia, e molto spesso poi la situazione di equilibrio finale sarà diversa perché pensa al percorso dell'eroe, no? Il romanzo di formazione. L'altro è che il cinema di narrazione, in particolare quello che poi ha dominato il mondo, quello statunitense, si basa sul principio dei 3 atti. No? C'è un primo atto, che sia Rocky o che sia la coppia d'amore, poi il litigio e poi c'è il terzo atto. I cortometraggi non sono
dei prodotti più piccoli, più corti, possono permettersi il lusso di andare direttamente al secondo atto. Una serie TV ha una sua struttura, che non è che io invece di 90, 100 minuti, 180 minuti, un film da 3 ore, me posso concedere 500 minuti, è che proprio strutturalmente devono essere concepiti con un'altra prospettiva, un altro orizzonte e un'altra costruzione del linguaggio, che non è solo delle inquadrature, campi lunghi, campi brevi. Tra l'altro, uno degli elementi che ha rivoluzionato la storia del cinema nel suo linguaggio cinematografico, che è la Steadicam, adesso è praticamente presente non solo nelle televisioni, ma la vediamo anche a bordo campo, quando ci sono i cambi di inquadratura e vedete vicino al faro laterale si inquadra il giocatore. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della scelta delle inquadrature, a volte ci sono anche avvicinati i due linguaggi, ma cambia proprio la struttura narrativa tra un'opera cinematografica e un'opera televisiva, che non sto dicendo che una è meglio dell'altra, perché adesso delle opere televisive sono diventate di una bellezza, di una maturità, di un coraggio, e hanno sfruttato l'elemento che prima era di debolezza, un elemento di forza. Addirittura io mi posso permettere il lusso, non sono i prodotti Arnold, quello che vedevo da piccola, Famiglia Robinson, queste cose qua, che tante puntate, ma è come se io avessi la possibilità di fare un film di 500 ore. E quali film ha il lusso di approfondire in maniera così capillare le tematiche, le psicologie dei personaggi? Nel campo calcistico, ecco, tu hai il lusso di poter scegliere tantissimi momenti che nel corso di una stagione calcistica ha attraversato una squadra, quei momenti di svolta. Per quanto possa essere lungo un film, diciamo 3 ore e mezza, quanto probabilmente sarà, se ha detto 4 ore. Lui disse 4 ore, infatti questa è un'altra domanda che ti volevo fare, perché lui disse 4 ore, ma ancora non è uscita la scheda tecnica. Non è uscita la scheda tecnica, okay. Quindi non sappiamo le specifiche. È sbagliato ragionare solo in termini di minuti. Ovviamente può essere, secondo me bisogna ragionare la forma in termini di costruzione narrativa e non di contrapposizione. Uno è buono, l'altro non è buono, perché ci sono dei libri, io non voglio dire come disse la Murgia, facciamo un torto agli alberelli, no? Ci sono dei libri che fanno schifo, è solo perché e dei fumetti che sono... Ugo Pratt è stato un maestro dei fumetti, allora solo perché erano fumetti Ugo Pratt è meno... e ci sono dei libri, anche adesso degli youtuber, ma non hanno la stessa valenza storica, artistica, culturale, tra l'altro di una persona che ha viaggiato e ha vissuto come Ugo Pratt, no? È chiaro. No, io facevo questa cosa perché guardavo, ancora devo finire, ecco, per esempio, mi prendo il mio tempo per finire la serie di 6 episodi del Manchester City e ci sono delle scelte, per esempio tutti i gol che fanno vedere, ovviamente non fanno vedere tutte le partite perché non è interessante per la storia rifare la cronaca di tutto il campionato. Ci sono dei momenti, il momento in cui l'Arsenal ti supera e tu ti trovi 6 punti dietro, quello è un momento ovviamente che fa presa. Poi tutta una serie di immagini, la scelta narrativa, non so se tu hai avuto modo di vederlo, se lo vedrai, si parte sempre dal centro sportivo, e questo che mi fa sorridere, perché della Redis ha proprio parlato, lo facciamo più bello di quello del Manchester City, e loro fanno una scelta, lo inquadrano diciamo al tramonto e poi come se il drone non si muovesse, è come se scattasse la mattina così come con uno schiocco di dita, e si passa alla mattina che è sempre comunque cupa in quel di Manchester. Hai nominato un nervo scoperto, Mimmo Caratelli usò, mi piace citarlo questa espressione, io credo che è difficile trovare un'espressione così precisa, lucida e anche ironicamente beffarda, un sovrano e sudditi molto, molto lontani. Cioè, oggi il ministro Fitto ha di fatto sbugiardato i sudditi molto lontani sul fatto che veramente si aveva parlato, già sono in stato avanzato, Bagnoli, eccetera. Fortunatamente in questo canale, poi posso essere antipatico, prolisso, ma balle non ve le abbiamo mai raccontate. C'è una certa dignità. Io non devo essere maestro di vita di nessuno, tra l'altro molto meno famoso di tanti tromboni, quindi non insegno come vivere al mondo a nessuno, manco a me stesso. Ciascuno ha il suo carattere, anche la sua faccia tosta, la sua dignità, però è una notizia molto grave. Dal lato anche molto bella, perché invece sembra che il centro tecnico federale è in uno stato più avanzato. In questo momento noi abbiamo un campione,
termine esatto, perché Sinner è un campione, cioè uno che vince i tornei e non più i tornei medi, il Grande Slam, il primo torneo del Grande Slam. E sai, pensare che questo ragazzo che ha appena 22 anni ha una carriera, speriamo la più dominante e lunga possibile, ma appena iniziata, a 22 anni, si possa allenare anche per brevi parti del periodo dell'anno a Napoli, nel futuro centro sportivo, può essere di numero 2 in questo momento del mondo, no? Però quello è più fattibile. Mo non so dove lo vuole fare il centro sportivo, però più bello di quello del Manchester City. Tanto sarebbe bello averlo il centro sportivo. Ma che paragone, assolutamente. La serie di cui parlavo, dico a Simone, in inglese si chiama Together Treble, quindi per il triplete. Non lo so se in italiano l'hanno tradotta alla lettera insieme per il triplete, qualcosa del genere, ma se cerchi su Netflix Manchester City esce subito. E comunicazione di servizio, sì, c'è stato il terremoto a New York, l'ho sentito abbastanza anche forte, ma tutto bene, niente danni. Guido, visto che questa è una live speciale, io ho mandato sul canale Telegram il link per intervenire video, se qualcuno vuole farci un saluto, una considerazione o una domanda, e visto che per una volta è pertinente, perché stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di queste cose qua, Diego ti chiede, non c'entra nulla col calcio, secondo te Guido chi sono gli interpreti italiani oggi paragonabili ai vari Sordi, Gassman, Troisi, Tognazzi, ovviamente senza nulla a pretendere? Nessuno, come è giusto che sia. Tra l'altro abbiamo omesso Manfredi e Mastroianni. Un personaggio, un attore, lo scopriremo fra qualche anno se può diventare una maschera come lo è stato Totò, che è Cozzalone. Chiaramente è il principe del non sto paragonando Totò a Zalone. No, però il concetto di maschera, perché Cozzalone non è un attore. Io almeno sul cinema cerco di essere preciso. È sempre il suo personaggio, diciamo. Esatto. No, Totò è inarrivabile, ve l'ho raccontato. Io per questione della grafica non l'ho visto dal vivo, mio papà sì, e come mio papà, poi vi ho raccontato il fatto di Monicelli, dal vivo in teatro era 100 volte meglio che del cinema che abbiamo visto, e soprattutto quando finiva lo spettacolo, faceva uno spettacolo improvvisato che era più bello dello spettacolo teatrale che aveva fatto, cioè parliamo di personaggi. Il genio nasce dalla povertà, dalla casualità. Tu non puoi spiegare a Maradona come giocare a pallone, quella è casualità. E così devi ringraziare chi esiste, Buddha, il Padre Eterno, i Simpson, che tra l'altro non solo te l'hanno donato, ma che tu hai vissuto nella stessa epoca per vederli, no? Quindi non è un paragone. Però con quel concetto di maschera, lui sì. Erano epoche diverse, anche perché avevi due componenti che adesso mancano, produttori singoli, che tra l'altro tu adesso non hai Goffredo Lombardo purtroppo, perché è vero che tu hai avuto un capolavoro letterario di Tomasi di Lampedusa, un regista che oggi non hai in Italia, che è Visconti, però il Gattopardo è il frutto del talento, del coraggio, della pazzia di Goffredo Lombardo. Oggi tu non hai Goffredo Lombardo come produttore, non hai Rizzoli, hai consigli di amministrazione, società per azioni che già pensano a come vendere il prodotto televisivo, ed è un elemento di debolezza anche a volte di contrattazioni, di litigi, perché Goffredo Lombardo è una storia meravigliosa, quello là, gliene ha fatte passare tutti i colori Visconti, ci ha rimesso non un patrimonio, però alla fine rimarrà nella storia un film grandioso, vinse la Palma d'Oro a Cannes, diciamo, il Gattopardo, ma non è per i premi. Quindi già tu non hai questa componente, non hai gli sceneggiatori, non hai Age Scarpelli, non hai tutta quella generazione mostruosa, che erano persone coltissime, che voi non potete immaginarvi, ma colte a un livello bellissimo. Non hai Ennio Flaiano, cioè sono un elemento, e soprattutto c'è un elemento di debolezza che ribadisco sempre. Sì, Sordi poi ha cominciato a dirigersi, avevano grandi registi e si facevano dirigere dai grandi registi. Secondo me è un elemento di debolezza dei veri Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè, che sono come si chiama, si dirigono da soli. Chiaro, tu dici io non ho Monicelli che mi dirige, perché non abbiamo Monicelli, quindi non è solo
questi grandi interpreti. E poi ovviamente il cinema, non parlo in Italia, e lo dice una persona che ha fatto una scelta di vita, o folle o coraggiosa d'amore, chissà, un giorno si capirà, comunque ha perso la sua centralità culturale nel mondo. È stata l'arte che di più ha influenzato il Novecento e ha contaminato qualunque cosa, dal teatro alla pubblicità, ai fumetti, inutile fare gli elenchi da Salvini. Adesso non è così centrale culturalmente, i film hanno perso un parte del loro fascia, sono prodotti bellissimi, non parlo di bellezza, cioè, in giro per il mondo ci sono dei film incredibili, perché poi le culture si sviluppano in maniera diversa, quindi tutta la parte medio orientale sta attraversando una sorta di neorealismo loro locale, quindi hanno quella forza e quella rabbia di raccontare storie vere, ma con la cultura di chi intanto ha 80 anni di cinema che ha visto, imparato e studiato anche in università importanti come in Francia o negli Stati Uniti d'America. Quindi da questo punto di vista è più attivo e fertile che mai, però culturalmente ha perso la sua centralità, e ve lo dice uno che poteva lavorare in banca e ha scelto di fare altro nella vita, quindi lo dice non solo col senno, con coscienza, ma anche con sofferenza. Quindi loro hanno visto una generazione irripetibile, anche perché incidevano sulla società, avevano un peso politico, culturale e specifico enormemente imparagonabile al giorno d'oggi. Poi come talento uno può dire che non so, Stefano Accorsi è più bravo di Tognazzi, sono questioni di gusti. Però per me, secondo me, non c'è una generazione. Ci sono, per esempio, un attore che è un po' sottovalutato e poteva fare una carriera migliore, non avete è Fabrizio Bentivoglio, che è veramente un talento enorme, che è ormai grandicello come età. Facciamo un passo indietro per rispondere ad Antonio. La locandina è stata una foto fatta a fantasia. Guido ci ha riportato la foto originale dalla quale poi è stata proprio quello è lo scatto, Valeria. Sì, non è male, i potenti mezzi, vedete, si può vedere. E sì, in effetti qualcuno diceva comunque la faccia di Osi è stata, se io questa immagine la prendo e la zoom un pochino, non sarà facile, perché siccome nello scatto del fotografo là, speriamo che non ci faccia causa, anche se è un po' nascosto, e anche qua una sorta di licenza poetica grafica li hanno un po' spostati, diciamo così. Comunque e si vede che Osimhen è stato comunque photoshoppato per metterlo un pochino più in risalto. Ovviamente non si possono fare, vedete che Juan Jesus e Raspadori sono stati proprio aggiunti sopra Gollini, si vede che non c'erano. Per fortuna di De Laurentiis, ma è una casualità, non c'è Kim. Sono curioso di vedere nel film dello scudetto quanto Kim c'è e quanto poi vengono tagliati in serie di montaggio, perché per esempio tu ti aspetti, per chi l'ha vissuto lo scudetto, e noi l'abbiamo vissuto parallelamente, è stato molto bello, emozionante per me viverlo con voi, e insomma anche accompagnarvi in maniera non solo gioiosa, ma insomma netta, senza nessun momento di sbandamento, quando diceva possiamo perdere, no ragazzi, tranquilli. L'intervento di Kim a Milano, caspita, non scomediano in termini iconici, però è un'immagine sportivamente molto bella e molto forte, per il gesto atletico, per la sua grinta, eccetera, che io da sportivo e da uomo di cinema, perché non è solo da sportivo, perché quello è un gesto proprio molto bello cinematograficamente parlando, mi aspetto di trovarmelo. È chiaro, e io mi aspetto anche di trovare immagini inedite, perché sempre facendo il paragone con quello che sto guardando con Manchester City, il famoso gol con quello scorpione volante di Haaland che è inimmaginabile, non te lo fanno rivedere come lo abbiamo visto in tutte le salse, te lo fanno vedere da alcune inquadrature inedite, quasi non si vede perché non ha tanto importanza più, perché proprio come dicevi tu lo abbiamo visto già, quindi già lo conosciamo benissimo, te lo fanno vedere da altre inquadrature, quasi dalla posizione di un tifoso che vede e non vede, quasi non capisce la possibilità di arrivarci col piede così in alto, e ti dà una narrazione di qualcosa che già sai, però da un punto di vista diverso. Ecco perché io mi incazzo e dico io sto all'estero ma lo voglio vedere pure io questa cosa, cioè perché io devo essere
privo di godermi di una cosa che sicuramente, come hai detto tu, è fuori tempo, sicuramente non c'è la necessità, però voglio vedere quel di più che magari non abbiamo potuto vedere, i discorsi di Spalletti, insomma, mi Sì, auspico ma che in ha messo 10 in secondo per secondi, tutti. lo ridico in 10 secondi, perché non c'è la difficoltà anche tecnica di dover aspettare, vabbè, qua De Laurentiis si massacrerà, però secondo me no, perché tra l'altro tutti i gol non sono azioni che tu devi girare finché il regista non è soddisfatto, cioè non sono di finzione, si tratta di delle interviste nel corso del campionato, tu ce le avevi come l'immagine degli spogliatoi, si tratta di aggiungere qualcosa di nuovo, poi puoi fare una scelta e un'operazione di montaggio, anche della scelta, come dicevi tu, di ripresa dal basso, ripresa dall'alto, un'immagine da dentro lo stadio, ok. Venendo meno l'aspetto della distanza temporale, cioè questo che cosa ha portato? Questo lo scopriremo fra 10 anni, per dire, non potevamo aspettare 10 anni, secondo me si doveva fare prima, su questo io insisto. Chiaramente mi attirerò molte critiche dalla società. Ma d'altra parte anche lui all'inizio aveva detto spero di farlo per febbraio, spero di farlo per aprile. Evidentemente sono stati più lunghi i tempi di produzione. Guido, nei nomi non ho visto Paolo Sorrentino, non ho letto Paolo Sorrentino. Poi può darsi che a sorpresa, special guest. perché non lo fa vedere nel trailer, quindi potrebbe esserci. Un po' di domande spicciole, visto che siamo in prepartita di Monza, ma non proprio, perché domani c'è la non conferenza. Domanda per Guido: allenatori di Milan, Juve, eccetera, per l'anno prossimo. Vai, fai tutti i nomi, 1500. Ma io non sono un uomo mercato, io vi ho detto che quindi non ho paura né di sbagliare, perché ma non mi dava gusto, ve l'ho già raccontato da bambino, il calciomercato, arriva questo. Tra l'altro poi arriva Livingston, dove io mi ricordo quando venne Ramon Diaz, c'erano varie canzoncine su Ramon Diaz, e poi insomma, visto che Diaz a Napoli non fece bene, no? Cioè, con Diaz, perché sai, i napoletani c'è questa pronuncia diversa dei nomi, no? Con Diaz faremo cose pazze, ma fino a mo' Diaz puntini Ramon Diaz. Poi venne Daniel Bertoni che batteva bene le punizioni, arrivò Maradona, le punizioni batteva Maradona, ma Daniel Bertoni le batteva pure lui bene. Secondo me ruota molto intorno, adesso sono diventati due i nomi. Uno rimane Allegri ha un anno di contratto, anche molto oneroso. Io ve l'ho detto, che secondo me all'80% avrebbe vinto, lo disse la prima giornata, l'Inter, se proprio l'Inter sbaglia il campionato, il Milan e la Juve agguappata, però secondo me mancano un po' di anni prima che la Juve rivinca, campionato abbastanza noioso. Chiaro che Allegri, in base a quello che fa, può avere potere contrattuale. Se Allegri va in Champions e la Juve comunque vuole rifondare, ci sarà una contrattazione. Io lavoro per logica, giustamente Allegri può mettere sulla bilancia, ha detto io in questi anni di burrasca, non per causa mia, vabbè, voi l'avete sbangata, ma sono stati anni di burrasca tremenda, no? Io vi ho portato ogni anno in Champions, perché lui può dire io l'anno scorso vi ho portato ero in arrivato da classifica, è causa vostra, o con i giovani, ho rotto le scale, quindi è un altro anno di contratto, buona uscita, no? Una sorta di premio, fedeltà. Conte quella sta aspettando la Juve, tutta questa chiamata all'estero degli allenatori italiani non c'è, tranne Inzaghi che ha un progetto lungo, un contratto lungo, anche lui è ambizioso, sai, potrebbe pure dire mi chiama, perché Liverpool ancora non un Liverpool, però all'estero si muoveranno un sacco di allenatori, Liverpool, penso il Manchester, perché non sta andando Barcellona, Bayern, Monaco, certo. E sono tutti a cascata, no? Paris Saint-Germain non credo, perché forse è la volta buona che Luis Enrique fa capire che serve un altro concetto di sport, che non sono quelle delle figurine, e comincia a costruire non solo un'identità di gioco ma anche di spogliatoio umano, quindi non credo salti quella panchina. Quindi insomma, chi va alla Juve o addirittura Allegri pretende, dice ci credono Allegri un prolungamento. Secondo me le strade di Allegri della Juve si saluteranno con una buona uscita, un ringraziamento. E dove va Allegri? Lui è uno che può rimanere, a parte guadagnato fermo un anno,
torna al Milan a casa sua, anche se tutti criticano Stopioli, sta ragazzo Stopioli, però la squadra in Champions, anche lui burrasca, nonostante l'esempio l'esimo collega l'ha sminuita. Il caso Milan è un caso molto grave, ingarbugliatissimo. Io non saprei dirvi dove se ne esce, però non ho questa presunzione e questa certezza, però è veramente complessa da un punto di vista economico, societario, della questione della proprietà. Però Pioli addirittura si è trovato per uno scudetto, lui dice ok, state toppando tutti, io perché devo essere fesso, me lo conquisto sto scudetto. In Champions si sta andando, è ancora in corsa per l'Europa League, scontro fratricida con la Roma, tutti questi disastri non li sta facendo, per dire. Però vedi la pressione mediatica dei colleghi che lo vuole, non è adatto. Io non so dirvi, dipende, la Juve poi alla fine è sempre nel bene e nel male la regina e condizionante del mercato, lì diventa tutto a cascata. C'è una nuova entrata, il fatto che nonostante un contratto lungo, Inzaghi potrebbe pure avere una chiamata all'estero e se la va a giocare sta chiamata, perché poi il maestro De Zerbi è molto sannato in Italia, però io non credo che finirà sulla panchina del Liverpool come del Bayern Monaco. Questa, anche se io non sono un uomo mercato, quindi domani De Zerbi, contratto di 8 anni al Liverpool, ma io sono contento per lui, qual è il problema? Però non so, a logica, la panchina del Liverpool è una panchina seria, perché è una delle grandi società gloriose del calcio, non solo inglese, ed è una panchina seria perché Klopp c'è stato un sacco di anni. Vi ricordo che il Liverpool, perché so coppa e coppetta, ha già portato a casa una coppa, che è la seconda coppa di loro, è nei quarti di finale di Europa League ed è primo in campionato, ancora non ha mollato nulla, poi può darsi 0 titoli, però Klopp per ora sta provando a concludere la sua carriera al Liverpool alla grande e non è facile portare una stagione così lunga. Il Napoli quest'anno farà 49 partite, nonché se ne dicono le 60, quindi non arriva a 50 partite. Klopp 50 partite, ciao. Non si arriva a 110 conferenze, quindi è molto più delicata. Ovviamente Guido, tu non citi il Napoli, ma noi non siamo centrali nel progetto dello scacchiere europeo. Cioè, chi si siederà sulla panchina dell'Inter farà la Champions League e la squadra campione d'Italia, 20° scudetto, e che ne dicono i colleghi, non è che un allenatore non va a allenare una squadra solo perché ha vinto lo scudetto, se no nessuno veniva a Napoli perché spalle. Ma veramente pensate che un professionista a quei livelli si prende paura di andare ad allenare il Napoli? Non è venuto per altre ragioni, non perché avrebbe fatto e adesso farà di meglio, perché siccome non si può fare di peggio, viene Conte, perché Conte andò alla Juve che aveva fatto settimo nel 2012, ma Conte non è l'uomo del 2012, siamo nel 2024, adesso è un uomo molto più strutturato, un allenatore molto più ambizioso e molto più esigente. Tra l'altro l'ha detto proprio in TV, lui ha detto io vado quando posso vincere, cioè non esulto per la qualificazione in Champions. Ho parlato troppo, leggi questa domanda. Però è ingarbugliata la situazione degli allenatori, io non so, questo è ingarbugliata perché ci sono tante panchine europee. De Rossi rimarrà alla Roma? Non lo darei per scontato. Sì, certo. Guido, cosa ne pensi delle Under 23 che giocano in Serie C? Così non si toglie spazio a squadre vere e proprie di provincia e il sogno di salire di categoria ai tifosi di codeste squadre? Di recente si è parlato anche del Milan in progetto del fare la squadra Under 23. Io sono contrarissimo nella vita e prima che mi accusate di qualunque cosa, poi permette alle quote rosa, alle quote omosessuali, alle quote Under 23, io i miei genitori se ne andarono appena io sono nato e la famiglia di Rimpettaia aveva avuto una bambina neonata e io sono cresciuto con questa bambina neonata, ci passiamo un mese di differenza, tutta la vita insieme, quindi bagnetti insieme, cioè senza quelle sovrastrutture maschilisti, patriarcato, meravigliose, pur sapendo che non è la mia sorella, quindi fermi prima. Credo nel talento, nella meritocrazia, però ci possono essere delle strutture che ostacolano, soprattutto in Italia, no? Tutti citano, permetti di fare un po' il professionino che non sono,
L'articolo 3 della Costituzione, siamo tutti uguali senza distinzione, ma sai qual è la parte moderna di quell'articolo? Non il primo comma, il secondo comma, che dice che lo Stato deve rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono i raggiungimenti di vita liberi e dignitosi e il raggiungimento anche della tua emancipazione. Rimuovere gli ostacoli che di fatto... Andiamo al calcio. Io metterei una norma che le società, chiaramente in proporzione al loro budget, per legge devono avere il centro sportivo e investire ogni anno almeno il 15% del loro fatturato, così veramente se la smette, ma bisogna pagare gli istruttori eccetera, che devono essere soprattutto nelle fasce d'età più piccoline, prima di tutto educatori, così, perché se li prendi da piccoli non copiano i gesti volgari dei campioni pensando di essere campioni, perché quando li prendi più strutturati è molto difficile, sono già si parla solo di soldi quando retrocede. Intanto dovremmo rinsegnare alle persone a giocare bene a pallone, che non è una cosa scontata. Dovremmo cambiare una cultura, ma qua deve andare in pensione una generazione anche di colleghi della risultatristi, direbbe Fabio Versatile, che intanto ritrova il gusto dello sport, la cultura dello sport che passa anche attraverso le sconfitte, che adesso sono diventati solo fenomeno culturale. Sei fallito, sei un fallito e quindi tu senti la pressione del fallimento perché hai perso, cioè tu perdi una partita e insulti Juan Jesus, ma vi piace questo mondo? E dire, allora intanto io, visto che non lo fai, lì lo imporrei per legge, devi avere il centro sportivo come fanno nell'NBA, devi avere il tuo palazzetto, devi avere questo, e ogni anno non è che poi lo lasci morire, distrugge, devi investire, perché devi investire in struttura, devi potenziare e devi investire in formatori, cioè insegnanti, allenatori eccetera. Insegna a giocare fin da piccoli a calcio, perché più persone giocano bene a calcio. Cambiamo la mentalità culturale degli allenatori, troppa gente che non vede, non sente, non c'ero. Bene hai fatto tu a criticare i razzisti che hanno insultato i giocatori della Juve, e adesso me l'hanno bloccato questo video, mi scuso, perché non sono 4 scemi, come erano 4 scemi, ma sono passati a Torino, ci siamo rotti le scatole. Quindi non è importante, possono retrocedere, è importante che poi in Serie C può retrocedere o retrocedere, ma se le squadre giocano tutte male, non è quello il punto, se una squadra non può salire di categoria o non può retrocedere, quello è lo specchietto per l'allodere. Il punto è che tu devi far giocare bene le squadre. Ovviamente più cresce il talento e più la qualità, salendo verso la Serie A, migliora. Ma noi vediamo troppe partite brutte, scadenti, e non c'è più gioia nel calcio, dal mio modesto di vista. Non c'è più la cultura dello sport, c'è solo la cultura che non è cultura. Hai vinto, sei un fallito, non manco hai perso, non va bene, va proprio riformato mentalmente il sistema. Allora intanto le quote, i 4 giocatori, tu hai 4 giocatori del vivaio e poi non giocano. Sì, ce le ha nelle liste, però è solamente formale. Però, ripeto, non è facile, Valerio, perché tu devi cambiare anche la mentalità di molti allenatori che poi non entrano allo scontro con le frange violente del tifo, non sentono mai gli insulti, che non entrano lì, che hanno il giornalista amico che gli dà la formazione. È lungo il processo. C'è l'ospite. Facciamo gli auguri a Vincenzone. È vero, è vero. Ciao. Come stai, amico mio? Benissimo, benissimo. Stanno anche i miei genitori. Ciao. Ciao. Braccione, signora, salve. Bene, bene. Sono per salutarvi. Va benissimo, ci fa piacere sempre. Vedi? Arrivano gli auguri degli amici. Un augurio proprio di cuore e speciale. E non ti prendere collera anche nelle sconfitte. Questo è il mio augurio. Cioè, la vita è troppo bella per prendersi collera delle sconfitte, anche perché sono parte del percorso di ogni sportivo. Se posso dire una cosa, non lo so, parlando di fantacalcio, per dire, io mi sono preparato per
per una risurrezione di morti che ho messo Djuric. Ok. Hai fatto come me, come utilizzare la tattica al contrario di quelli che giocano contro il Napoli. Speriamo che va bene così, amore mio, va benissimo. Ti Ciao. bacio. Ciao, pure ancora. Posso aggiungere una cosa, perché vorrei essere più nella prolissità, più preciso. Vai. La domanda è molto bella, quella precedente, no? La casualità la preferisco legare al genio. Nasce Mozart, nasce Lynch, eccetera, eccetera. Fermiamoci a 2, se no siamo quel personaggio lì. Però ovviamente tu devi cercare sui grandi numeri di avere tanta gente che sono bravi musicisti. Se tu aspetti solo il bravo musicista, nessuno va in nessun locale. Invece è bello, nel mondo musicale di New York c'è tanto, Valerio ve lo può dire, tanta gente di medio livello, ma medio molto buono, che suona proprio bene tanti strumenti. Poi ovviamente ti trovi Eric Clapton una sera, ma è uno Eric Clapton. Allora veniamo a quella domanda. Diventa poi casuale che tu puoi avere una Juve under 23, no? Che sono giocatori che per le loro ragioni riescono a essere bravi, hanno talento e motivati, e quella Juve comunque produce un calcio anche superiore di livello. La Juve tra l'altro è costato, come tutte le società della Serie C, il grande DS che noi stiamo vendendo, fecero dei calcoli economici che tutte le 20 e 19 società hanno il budget di tutto della Juve. E va bene. Il punto è che io non posso affidarmi a questa casualità che non è legata al genio, ma a numeri più importanti. Se io insegno tante persone a giocare bene, a non avere la pressione che se sbagli uno stop, un rigore, una sconfitta, hai perso, gli insulti, eccetera, su 20 squadre sarà più facile vedere, a prescindere, vedi, dalla retrocessione imposta o meno, perché lì diventa veramente affidarsi al caso, perché tu puoi avere tutte le motivazioni in questo mondo, tanto siccome non possiamo andare più tanto su e nemmeno tanto giù, anche a livello inconscio mi fermo, no, al 70% delle mie possibilità. Come questa regola può non essere così, però mi sembra una regola stupida che non è legata alla qualità del gioco. Noi perché ci ricordiamo e ci ricorderemo il gol di Kvara l'anno scorso con l'Atalanta? Perché è bello. Ma chi te l'ha fatto? Uno dei 2 o 3 giocatori che hanno più talento nel Napoli. Te lo può fare pure Maggio, una volta fece un gol pazzesco, bellissimo. Mi viene in mente quel gol che fece Gargano contro la Juve, quello fu bravo, quella serpentina. Però quanti gol, anche i giocatori nel Napoli poi tra l'altro ha una tradizione meravigliosa di giocatori anche di piede destro che col piede sinistro fanno tiro al giro, però uno Kvara ne ha fatti già tanti e mi sento di dire che ne farà tanti nella sua carriera di gol belli, spettacolari, perché ha talento. Allora io voglio investire sul talento e non su regole che mi sembrano un po' ipocrite, che però mi legano a una casualità che invece dovresti lasciare solo al genio. Spero adesso di esserci. La casualità c'è, ma il genio non ci può fare nulla, non la puoi legare a una cosa del lì, invece devi legare alla programmazione, all'insegnamento, all'istruzione e alla cultura sportiva che passa dalle sconfitte, non alla casualità. Mi sembra proprio tutto sbagliato, il contrario. Vero. Guido, domanda per te: per 18 milioni, quindi scendendo a trattative perché sappiamo che il riscatto è fissato a 25, terreste Traoré? Ecco, questa è una domanda interessante, perché sto sentendo un sacco di discorsi stupidi. Pure se mi sono preso 2 mesi di pausa, queste ultime 2 notti qualcosa ho recuperato traumatico. È sbagliato guardare al passato ed è sbagliato in questo caso guardare al presente. È una cosa molto pericolosa che sto sentendo legata al Napoli. A noi, e qua è il direttore sportivo, noi abbiamo una situazione veramente delicata, ingarbugliata, l'allenatore, perché non sappiamo chi sarà, chi non sarà. Facciamo una situazione che non c'è, e già non è così. Mettiamo che noi l'allenatore di quest'anno è Klopp, con un super mega direttore sportivo. Stiamo facendo un gioco, ragazzi, non ho detto minimamente che viene Klopp. E che quindi che puoi dire su Klopp? È un totem, no?
E Klopp poi si sente col direttore sportivo, poi si vedono con De Laurentiis e fanno un'analisi, non quello ormai è già passato, gli allenatori bravi non fanno questo, è andato bene di Lorenzo, ma quelle che sono le prospettive da lì a 2 anni di Lorenzo, Torreggia, che chiaramente possono essere deluse, rispettate o addirittura possono essere sottostimate, vanno al di là delle più rosee prospettive di un Klopp che dice là. Quindi il discorso secondo me è che chi li vede allenare ogni giorno, sia da un punto di vista psicofisico, tecnico, la crescita mentale, anche di motivazioni, deve sapere, deve capire, è anche non dico un azzardo, è chiaramente una scommessa, quali saranno le prospettive delle prossime 2 stagioni. Secondo me l'errore si sta facendo, si è fatto proprio dall'inizio, no? Che ha reso male. Ma Valerio ve l'ha detto prima ancora di me, ma voi veramente potete aspettarvi che un giocatore che negli ultimi 2 anni ha giocato poco per svariati poveretti situazioni negative, non per colpa sua, infortunio, per miracolo, ma anche se avesse fatto una partita buona. Quindi il discorso lo possono fare solo i tecnici che in questo momento giorno per giorno seguono i calciatori, ma non in base a quello che hanno fatto anche di bellissimo Kvara, ma in base a quello che sperano possono fare nelle prossime 1-2 stagioni. Ma solo loro, non ci può essere, io non li nomino perché tranne ovviamente i maestri come Caratoli, perché sono un gentiluomo, quindi tutta la gente che insulta, urla, cioè, che si sente padre eterno, cioè Carlo Tarallo ha scritto un messaggio, io mi sono scompisciato dalla sedia, quindi lo cito, questi editoriali di persone che rispondono a editoriali che erano legati ad altri editoriali, applausi, bellissimo, no, non mi interessa, bisogna capire quali che sono le prospettive. In base a quello è ovvio che se tu hai una prospettiva, una speranza legata anche a quello che vedi giorno per giorno agli allenamenti, ti siedi e lì poi l'altra squadra dici no, quello è 18, non voglio scendere però non legatelo a quello che ha fatto di benissimo, tipo il capitano Di Lorenzo, o di bruttissimo, tipo come si chiama, perché a noi interessa la prossima stagione, non quello che abbiamo vinto l'anno scorso, stiamo facendo male quest'anno. Quindi è più delicato, è solo chi li vede giorno per giorno e manco loro hanno la certezza, attenzione, però hanno veramente gli strumenti anche nei test tecnici, atletici e fisici che noi non conosciamo, giustamente sono segreti, tra l'altro sono talmente segreti che se li ha portati Garcia non li ha dati a nessuno. Ah già, dimenticato. Opinione di Guido su Giovanni Manna. Come uomo sarà un professionista serio, lo giudicheremo, mai veramente verrà firmato, verrà a firmare il Napoli. Io sono preoccupatissimo se viene lui, perché storicamente il Napoli ha fornito poi talenti in sottoforma non solo di giocatori, anche di allenatori, Lippi o manager, Moggi alla Juve, non il contrario, da qua e vanno lì, non a al Napoli contrario. Serve gente, poi non è necessariamente legata all'età, io non sono uno che ce l'ha con i vecchi, i giovani, cose, cioè, però serve gente che è affamata a coraggio. Chiaro, se lui viene, poi tra l'altro il sistema Juve, anche per tutto quello che rappresenta come protezione, e tu vieni a Napoli e non hai quel tipo di protezione e peso politico, ti puoi sentire a disagio. La prima caratteristica, ve lo disse, deve essere gente, cioè, che Dracula in confronto è un vegetariano, soprattutto alla luce di questa stagione, che diventa, già inizia la prossima stagione, tu pensi, inizi una partita con un pareggio, anche se già è una pressione enorme alla prima partita. Quindi questo passaggio inverso storicamente è molto raro e non è mai andato bene. Quindi il fatto che poi lui abbia fatto bene con la Under 23, anche qui voglio capire qual è il progetto di De Laurentiis, se è un progetto di rifondazione totale di una squadra giovanissima, dove però lui mi viene in TV e mi dice io faccio questo progetto che è quinquennale perché ho bisogno, non manco più dei 3 anni dove poi rilotteriamo, ho bisogno un po' più di tempo, però vi garantisco che saremo solidi come bilanci, però ho bisogno di tempo per far crescere questi ragazzi che devono anche poter sbagliare, un allenatore che va difeso, e io lo accetto perché se la sua filosofia aziendale e calcistica va bene. Vivere in questa ambiguità, noi rivinceremo con una squadra che casomai ancora ringiovanisce. Abbiamo visto che servono dei non solo dei totem, delle persone che
che quando il mare sta andando in burrasca non te lo fanno andare in burrasca, quando è in burrasca ma nessuno ti salva più, eccetera. Quindi dobbiamo capire che cosa ha in mente lui. Ha fatto bene l'Under 23, ho capito, ma noi non siamo in Serie C e nell'Under 23, siamo gli ex campioni d'Italia. Anche qua, ma il Napoli, ho capito, sempre sto Mazzarri, eccetera. No, poi siamo diventati campioni d'Italia per distacco. Allora non possiamo manco cancellarlo. Se mi dite che dobbiamo tornare indietro veramente come però queste contraddizioni a 12 anni fa, allora dici guarda che noi torniamo indietro non solo come budget, come gli allenatori, ma proprio come mentalità, una mentalità operaria, che forse ci qualifichiamo e siamo tutti contenti per l'Europa League. Però vorrei un po' di chiarezza, non mi interessa dei colleghi, della dirigenza. Sotto questa luce, a prescindere dalle mie perplessità del discorso inverso, Juve-Napoli invece che Napoli-Juve, può avere un significato. Se invece l'altro discorso è un uomo che ha le spalle talmente larghe, la fame di Dracula per azzarnare, lui ci è già arrivato alla Juve, quindi sarebbe un ritorno alla Juve. A me serve una persona che vuole diventare il nuovo Giuntoli, vuole fare le scarpe Giuntoli, come Giuntoli è diventato il nuovo Marotta, no? E lui chiaro. Sta già alla Juve e dice vabbè, ma così non può diventare. No, lui all'interno della Juve cresce al fianco di Giuntoli, poi prende il suo posto. Però ripeto, vediamolo al lavoro se firmerà. Dell'Under 23 si ricollega un po' alla domanda di Angela che dice se restasse Calzona sareste contenti oppure dopo la partita contro l'Atalanta non è una partita, non resta, non è una questione più di fiducia, è che non può funzionare questo discorso del doppio impegno che andrebbe riconsiderato. E poi dico ad Angela, faccio riflettere anche su questo fatto, mentre Guido mi parlava, il passaggio dall'Under 23 a una squadra che deve per obiettivi non dico confermarsi allo scudetto, ma arrivare tra le prime 4. Calzona uguale, era un allenatore che ha fatto solo il secondo e un'esperienza con la nazionale, quindi era la prima occasione. Quindi questo poi diventa un'incognita e un rischio bello grande quando ricominci da zero con persone che non hanno tutta questa esperienza di Serie A e di stare a certi livelli. Io sono una persona male. No, dico, facciamo un discorso più raffinato. Io sono una persona meno adatta a parlare di soldi perché scelte. No, ma non è una rifacciatina De Laurenti. Io l'ho fatta io. Sì, vabbè. Sono un disastro, eccetera. Però purtroppo tutto si basa sui soldi. Qualunque forma di contratto, per quanto possa essere blindato, i contratti televisivi sono tutt'altro che blindati. Nel senso sono seri, capillari, tutto quello che vuoi, ma non proprio perché non puoi avere la certezza. Si basano generalmente su delle aspettative. Ok? Quindi io mi aspetto, se metto sotto contratto Fiorello, che faccia, nominiamo un grande talento, simpaticissimo, mostruosamente bravo, che faccia, non so, il 23% di audience e non scenda sotto il 18%, con possibilità che possa fare in determinati punti il 35%. Fa il suo programma, nomino Fiorello perché è un fuoriclasse, quindi non è manco napoletano, quindi siamo al di sopra di ogni sospetto. Incomincia a fare il 12-12. Dopo 2 puntate tutti gli sponsor rompono le scatole al direttore di rete, eccetera, e mette sotto pressione Fiorello. Allora, che c'entra col Napoli? Gli sponsor quest'anno saranno contenti che a un certo punto della stagione, quando mancava un terzo della stagione, per metà non sono più comparsi in TV, nelle conferenze, perché tutti quei marchi che uno vede di dietro, davanti, durante, cioè, per loro hanno pagato quella visibilità. Sono contenti che, anche se l'anno scorso per una parte della stagione siamo ignorati dai giornali locali, ma in tutto il mondo ci dedicavano pagine, hai fatto una stagione. E il calcio non la puoi prevedere, non puoi prevedere al centesimo se un film andrà bene, se Fiorello farà come si chiama, ma prevedi un intervallo, no? Poi addirittura sta andando meglio, ok. Quindi intanto guardiamo sui soldi. Voi state pensando solo all'allenatore, buono. Cioè. Gli sponsor l'anno prossimo, io non so quando i contratti di 3 anni, non conosco la durata e lo stato della durata di tutti i contratti, quello con la MSPC è appena stato fatto, non è come la Lete, quindi bene. Di non vedere il Napoli in Champions, casomai tutti i colleghi, non deve qualificarsi neanche per la Conference League, a te sta bene, ma uno sponsor di vedere il proprio marchio in Turchia, in Francia, anche con la squadra francese che è arrivata quinta, con un West Ham,
Allora non solo fa comodo, hanno pagato per quello. Perché voi ragionate solo in termini che oltre il vomero non esiste il mondo? E di nuovo l'allenatore, attenzione, loro hanno non delle pretese, delle aspettative sportive che si traducono ovviamente in un ritorno e un vantaggio economico che hanno pagato e che stanno pagando, che se va sotto delle stime molto più basso, non li rende felici. E non so se poi possono essere, perché non conosco i contratti, non conosco le clausole, non conosco, però chiaramente a loro, poi mica tutti siamo tifosi della stessa squadra, sponsor tante età, pensate a Fly Emirates, mica è lo sponsor di una sola squadra, mica sono, allora, il CEO di quella compagnia è tifoso solo di quella squadra, ma ci sono varie squadre sotto quello sponsor e mica se le fregano se che vince, perde, cosa si sta, a loro interessa i risultati economico-aziendali che nel campo sportivo sono legati anche non necessariamente solo al massimo, perché per molti anni noi in storia abbiamo avuto la società più ricca del calcio mondiale, era il Manchester United, che non necessariamente vinceva tutti gli anni la Coppa Campioni, quindi puoi anche non vincere tutti gli anni, però aveva uno standard anche di campioni, molto elevato, un stadio sempre pieno, che adesso è diventato vecchio, anche loro si pongono il problema. Il discorso è un pochino più complesso e raffinato e più ampio. Calzona ha fatto bene a venire a Napoli perché è un uomo coraggioso e si è venuto a giocare le sue carte. Come perché dirgli criminalizzato? Però ovviamente per noi era l'ultima chiamata, per il terzo allenatore, così stavamo andando in ma non può funzionare l'allenatore che poi dei periodi della settimana, pensate quante pause della nazionale se ne deve andare, e poi credo che il Napoli quest'anno terminerà mestamente la stagione, ci sarà una separazione amichevole perché poi tra l'altro è molto legato, sì, lo possiamo dire, all'ambiente e non è venuto a fare, non ne ci teneva a fare brutta figura, lui si impegnerà al massimo, ma serve proprio un reset totale. Qui lo diamo il benvenuto a Peppe Di Palma, il nostro c'è una maglia dietro. Che maglia? Vedo Peroni. Sì, è una maglia pezzotta. Bene. Che feci firmare i calciatori del Napoli del primo anno di De Laurentiis qui a Marano. Che si allenavano qui al campo e prontamente ogni pomeriggio ero lì a rubare qualche autografo. Penso che mi era contento di non rubare, a arricchire la mia collezione privata di autografi. Attenzione all'italiano. A renderla più cospicua e ricca e completa come un album delle figurine. Quindi correggi subito. Raccoglievo pezzi della mia giovinezza che conserverò per sempre nel mio cuore. Mi piace. Peppe, hai domande, considerazioni? Una considerazione collegata a quello che diceva Guido prima su sponsor e quant'altro. Io parto da un presupposto. Prima di voler riempire le casse, voglio riempire la bacheca. La bacheca piena riempie le casse. Ora è vero che tipo la conference non la consideriamo chissà quale che tipo di trofeo o quant'altro, però sinceramente a questo punto se io vado a guardare la nostra bacheca non abbiamo proprio la forza di poterci atteggiare a club da poter snobbare una conference. Non voglio dire Real o Liverpool, voglio vincere, voglio la conference, l'Europa League. Cioè, allora, io per esempio ho un feticcio per l'Europa League, cioè io desidero, non dico più della Champions perché è una sciocchezza, però non sapete quanto desidero voler vincere quell'Europa League. Ti dà anche quel collegamento Coppa UEFA, Europa League. No, perché per me che sono 89 è ancora Coppa UEFA. Esatto. È voglio vincere la Coppa del Nord, cioè se ci fossero ancora vorrei vincere la Mitropa Cup, la Coppa delle Alpi, la Coppa italo-inglese, tutto vorrei vincere, perché se tu ti presenti con l'argenteria piena puoi richiedere quello che vuoi. Se tu ti presenti con lo scaffaletto dell'Ikea, con quel poco che c'hai, le pernacchie sono assicurate, secondo il mio punto di vista. Però purtroppo... No, togli il purtroppo, fermati. Il mio punto di vista, punto. Bravissimo. La mia posizione ufficiale per oggi, domani, dopodomani, per sempre è questo.
Ma il Sempre. trofeo team, la Coppa Italia, io mi incacchio che non vinciamo ogni anno la Coppa Italia, io vinco i trofei. So che non puoi vincere sempre perché c'è la cultura della sconfitta, ma appendiamo questo intervento, lo mandiamo a tutti i colleghi, no? Dobbiamo uscire dalle coppe. Nello sport pesa il valore della tua squadra, a parte adesso diventa tutto finanziario, però la Juve sarebbe stata radiata se non aveva tutti quegli scudetti. No, questo è un collegamento geniale, vedi, perché Peppe giustamente ne faceva anche come un'attrattiva per i giocatori che verranno nel futuro, per gli allenatori, giustamente. Qua è proprio la questione, salviamo il brand, ma se tu il brand non ce l'hai e non te lo costruisci, un domani non vieni difeso, perché è così. Proprio e poi spadiamo anche questa cosa del usciamo dalle coppe perché ci dobbiamo concentrare. Che fortuna abbiamo stabilito che come esci dalle coppe, se tutto va bene, non migliori. Uguale. Se tutto va bene. Ma soprattutto non puoi pretendere che poi quando c'è quella partita decisiva, no? Come un interruttore che accendi e spegni, miracolosamente di nuovo noi ci dobbiamo affidare al caso, vedi Valerio, no? Tra l'altro in uno sport che è diventato molto più strutturato, non voglio dire scientifico, non lo sarà mai, ma c'è una preparazione medio-alta di tutte le componenti di uno staff calcistico, si va ormai a limare i dettagli dei dettagli. Quindi questo modo di analizzarlo veramente neanche arcaico, tra l'altro lo dice la cronaca, non funziona, continua a essere un perdente. Noi siamo stati vincenti l'anno scorso perché non ho la pretesa che Spalletti ci seguisse, però qualche parola l'ha presa in prestito. Però con una mentalità si va a vincere, e vi ricordo che noi abbiamo fatto 5 vittorie su 6 record in UEFA Champions League con un girone molto piuttosto di quello di quest'anno, anche se era un Liverpool che ha battuto in testa. Abbiamo passato gli ottavi che quest'anno ne abbiamo passati, abbiamo fatto una sconfitta, un pareggio, e Spalletti come Guido, subito dopo Spalletti c'era io incazzatissimo per la sconfitta in Coppa Italia, ma proprio quindi noi abbiamo fatto il miglior risultato non solo per i quarti di finale, non abbiamo fatto 10 punti, ne abbiamo fatti 15 in UEFA Champions League. Ed è coinciso con il risultato del campionato. Esatto. E Daniele ci ricorda, lo ricordate in lacrime per la vittoria della Conference, uno che ha vinto tutto, quindi dà anche il peso anche a livello di immagine di quello che significa poi in quel contesto dove la Roma comunque mancavano trofei da tantissimi anni. Secondo me non può far male ma vincere un trofeo europeo significa che tu, quando poi dovresti mandare qualcuno ai sorteggi, sei riconosciuto come un club di un certo livello europeo. Vedi, questo si ricollega anche all'altra domanda di Daniele, che ringrazio. Io proporrei ad Adiele uno staff giovane con voglia di fare, tipo ripartire magari con Fabio Cannavaro solo per fare un nome. Che ne pensate? Cioè staff giovane con voglia di fare, però un'immagine, una figura che, come la descriveva prima Guido, è leggendaria, perché io credo che quel treno non ci sia mai avuto, adesso è perso, perché ho un'amicizia che ve la posso dire, almeno questa notizia adesso, ed è vera, non è per farmi bello, sentito dire eccetera, non mi molto molto vicina a Fabio, io non mi sono mai esposto, non perché devo difendere, devo attaccare, lui non era pronto, vi do proprio le sue esatte parole, non vedeva l'ora. Ma quello ha detto, lo faceva anche non vedeva l'ora, quindi scordatevi, non era pronto, aveva paura, non vedeva l'ora ed era concentratissimo, ma non per l'amore, proprio sapeva. Poi può darsi pure che perdeva 10 partite su 10 subito, però non citerò la fonte, non ho voluto speculare, anche per rispetto di Cavallaro, che non conosco personalmente, un giorno vorrò conoscere, e so che adesso lui è molto concentrato, e spero che legga quel mio famoso articolo sul progetto del 100 Paradiso, che tra l'altro è un progetto importante, perché è una cosa che restituisce un angolo storico. Ragazzi, lì si allenava Maradona, non Valerio Guido. Maradona significa che i turisti potranno andare oltre al murales. A proposito, Guido, hai sentito zona ex NATO dovrebbe nascere un museo, un museo su Diego? Anche ora, no?
Quindi lui è molto concentrato perché la burocrazia è lenta, ma si può sconfiggere. Infatti lui l'ha preso dal tribunale fallimentare 100 Paradiso, Care ODL. Quindi lo vuole rimettere a nuovo, lo vuole far funzionare. Chiaramente il centro è piccolino, c'è la possibilità solo di un campo di calcio, però il valore storico, sociale, sentimentale e anche chissà chi può uscire da quel centro è inimmaginabile. Non posso quantificarlo, perché chi può quantificare il valore di riportare a splendore il Centro Paradiso? Non ha un valore economico, ma può avere un valore economico per quanto riguarda la valutazione di un bene immobile, ma solo quello, ma il valore è enorme, quindi è giusto che adesso Cannavaro sia non solo su quello, però è molto concentrato su quello. Quel treno quest'anno, come è successo per De Rossi, tra l'altro Cannavaro è un figlio di Napoli, di nuovo non è che lo devi scoprire oggi, non è che De Laurentiis sono il numero di telefono, se voleva coinvolgerlo in qualunque forma. D'altra parte compare nel film, quindi compare, perché credo non puoi non andare a intervistarlo, almeno quello come intervista. No, quindi il numero ce l'ha. Il problema è proprio coinvolgere. Cioè, il problema che io vedo con De Laurentiis è che non riesce, non vuole coinvolgere altre personalità che probabilmente, e tolgo probabilmente a questo punto, sul campo da calcio hanno più risonanza di lui. Cioè, lui soffre proprio questa cosa, perché noi abbiamo avuto, non voglio dire Diego, perché Diego era un carattere particolare, una persona molto particolare, quindi difficile. Però ecco, Fabio Cannavaro, Marek Hamsik, Dries Mertens o Callejon, che sono quelli, tolto Cannavaro, più recenti, che comunque ti possono dare un surplus di presenza. Cioè, io vedo. Guarda, tra i tanti pregi di Maradona, non le sto facendo il santino, perché conosciamo le sue cadute, e quelle cadute l'hanno reso ancora più grande come personaggio storico. Poi voglio dirvi una cosa su Maradona, se posso, è che Maradona non è mai stato, a parte che non ne aveva bisogno come i geni, accentratore. È chiaro che noi identifichiamo quel periodo storico, ma perché faceva cose che noi con le mani non riusciremmo a fare, a una velocità tra l'altro che lui stesso non pensava, lui e il suo preparatore, perché decisero in quel bellissimo documentario, ha detto: noi dobbiamo o migliorare la tecnica o la velocità, perché il campionato italiano è tosto. Non tutti e due insieme riuscirono a fare tutte e due le cose insieme, a più tecnica, a una velocità maggiore. Però Maradona non era accentratore, c'era sempre la squadra prima di ogni cosa. È chiaro che un personaggio così grande storicamente, tu tendi, no, a lui, però se voi vi ricordate tutto, io me lo ricordo perché l'ho vissuto in diretta, Valerio è molto più piccolo di me. Non era, ecco, nel cinema tu dici quando un attore cannibalizza la scena, no? Ecco, Maradona non era un personaggio che cannibalizzava la scena, semmai aveva questa qualità, rendeva la scena più bella perché faceva rendere di più i giocatori. Carnevale lo disse, Maradona che andò in privato, ha detto: perché questa incertezza? Tu sei forte, io ti farò fare un sacco di gol e tu andrai in nazionale. Gli ha fatto fare un sacco di gol e è andato in nazionale. Probabilmente Maradona ha visto in lui delle energie che Cannavale non sentiva di avere, e lui è stato bravo a tirarlo fuori. Uno che è un cannibale, cannibalizza tutta la scena, quindi questa cosa, infatti, De Laurentiis non solo non l'ha vista, ma non l'ha mai, tra virgolette, sfruttata. Cioè lui non è stato manco bravo a sfruttare la capacità di Maradona di far luccicare l'ambiente di una luce migliore di quella che era in sé. Questa è una delle grandezze, ma solo personaggi storici particolari ce l'hanno. I grandi geni sono geni perché lo sono, non te lo devono spiegare, non sono, hanno un'altra tipologia di vanità, chiaramente lo hanno, però non la vanità di chi se lo dice da solo. E De Laurentiis invece è un personaggio molto vanitoso e non ha avuto mai la lucidità di capire, guarda, che se tu vinci è benissimo, tutti questi campioni, comunque di riflesso è merito tuo, anche se non si dice il Napoli di De Laurentiis, si dirà il Napoli di Hamsik, quando dice, ma e invece no, lui ce l'ha e non lo puoi cambiare a 75 anni, e questo è sbagliato, perché
paradossalmente l'ho penalizzato, cioè sbagliato non perché può anche essere giusto, ognuno ha la sua opinione, non è sbagliato dal mio modesto punto di vista, però personalmente l'ho penalizzato, perché tante cose lui avrebbe potuto farle meglio se avesse avuto la capacità di fare ogni tanto dei passi indietro. Si è sempre preso la scena. Prima di quel Napoli, di Real Madrid-Napoli, non c'è bisogno di farsi fare l'intervista a Bertoni, ho preso il pezzo di carta, gli sputi a Martina, eccetera. Sta giocando a Santiago Bernabéu, la prima volta, no, quest'anno. Dovevi indirizzare la narrazione in un altro modo, sulla squadra, sulla mitologia, che significa essere il Real Madrid, e noi abbiamo un altro tipo di mitologia. Potevi indirizzare in un altro modo la narrazione. Oggi è fondamentale essere bravi a narrare, forse a volte più della storia in sé, essere bravi a raccontarla in un modo accattivante, no? Cavolo, vieni dal cinema e invece ci siamo dovuti sentire gli sputi a Martina, ma tu stai per giocare a Santiago Bernabéu, ma che se ne fregano le persone di tutto il mondo, non sanno manco dov'è Martina Franca, però lui doveva dirlo. Doveva essere visionario nel fermarsi un passo prima. Ringrazio e saluto Gabriel Graziano dal Canada, che dice, che aggiunge un dettaglio di cui parliamo spesso: la conference sarebbe importante non solo per dare una vetrina europea alla rosa, ma anche per il discorso ranking. E mi aggiunge una frase, una domanda per quanto riguarda: hai ricevuto notizie dal Vino riguardo l'opzione streaming per il film Scudetto? Idem la domanda di Pasquale da Facebook, perché c'è pure chi si collega da Facebook. Da Leeds, Inghilterra, no coppe, alza, non si legge. Oh, 0 punti. Ecco, no coppe, 0 punti, esatto. Vediamo se così lo capiscono i colleghi. 24-15, esattamente. 5 anni ce lo portiamo quello 0. Prima di togliere quello 0, fatevi conto, 2025, 2026, non ve le cito tutti. 5 anni ce lo dobbiamo. Deve arrivare. Io non lo voglio 0 l'anno prossimo. Voglio arrivare in finale. Quarta fascia. Bravo. Esatto, perché poi ci concentriamo per andare in quarta fascia e poi ci sono i gironi. Quindi Pasquale, non ti posso rispondere. In Inghilterra lo fa al cinema, sì, uscirà nei canali esteri, grazie se ti seguo tanto. Non ti possiamo rispondere ancora perché non ci sono notizie ufficiali, perché la locandina dice solo al cinema. Io credo che, Guido, sia un artifizio per portare al cinema più persone, e poi dopo a volte dopo 4 settimane le finestre, cioè tranquilli, prima o poi esce anche nei canali leciti televisivi, cioè, solo al cinema. Pure Spider-Man solo al cinema, poi sta in DVD, Blu-ray, cosa, cioè, ma io mi chiedo, perché secondo me è legittima la domanda. Io lettori DVD non ne ho, cioè la tecnologia è andata avanti, c'ho un vecchio laptop che ha un lettore DVD, ma io lettori DVD in questa casa non ne ho. Pure volendomelo comprare, deve andare su un canale in streaming, può andare sullo YouTube del Napoli, può andare sul sito del Napoli, anche probabilmente a pagamento. Deve succedere. Però capisco, ovviamente, anche perché tu hai la responsabilità di quasi 22.000 persone, però io, insomma, per un minimo di saggezza e esperienza che ho, ripeto, capisco tutta questa voglia, anche perché la notizia di oggi, vi inviterei a essere più calmi e fiduciosi. La notizia di oggi, stavo controllando adesso sul sito, ancora non sono uscite le città e le sale, no, legate alle città dove è programmato, mentre ci sono di altri film in programmazione del circuito Nexo. Già non so, c'è Perfect Blue 22-24 aprile, non ho azioni della Nexo, no? Emilia Romagna, Bologna, Emilia Carpi, Space City, quindi ci sono Emilia Romagna Centro, Cinepark, Cesena, invece ancora non ci sono. Modernissimo, per esempio, questo film sarà il Modernissimo di Napoli e The Space. Invece, per quanto riguarda il film molto atteso sullo scudetto a Napoli, ancora non sono uscite le città e le sale dedicate, perché poi in quelle città non tutti i cinema. Però sì, mi sento di dire che poi De Laurentiis, da uomo d'affari, dopo lo sforzo produttivo, comunque lui nasce come produttore cinematografico, una famiglia anche importante, lo zio ha fatto fortuna in America con film sia spettacolari che anche molto belli d'autore, cioè lui è il produttore di Velluto Blu, Dino De Laurentiis, Dune, il fallimento, e poi Velluto Blu di Lynch.
quindi uscirà, dai ragazzi, non ve lo capisco che volete adesso, però intanto non l'ha ancora detto in Napoli. È chiaro che adesso, dopo la pandemia, tutti i film hanno questa addizione solo al cinema, no? Però poi mica non escono in nessun'altra forma. Vengono acquistati, verrà acquistato, non so, non le nomino, ma sia si offende, un emittente piuttosto di un'altra, no? Perché poi vengono acquistati, no? Anche i film. Guido, ti posso fare un'altra domanda tecnica. Vedi, Pasquale ti chiede, ma perché non ha fatto il Manchester City in Netflix? Come funziona sotto questo punto di vista? È chi produce il film che lo offre a una casa, perché o è la casa che dice... perché tutte e due cose. Credo che quello il mercato dei film si fa da Netflix. Il mercato del film, gran parte del mercato si fa durante il Festival di Cannes, dove tu vendi i diritti, vai a acquistare i diritti. Non c'è una regola. A volte i film si comprano anche al buio, quando ancora anche per avere dei finanziamenti che poi immetti nella produzione, no? E tu regista importante, cioè tu pensa al film di Scorsese, io ho fatto il video, no? Killers of a Flower Moon, è partito con una produzione cinematografica della Paramount, tra l'altro, che è una delle 5 case storiche. Poi la Paramount si è tirato indietro, è andato alla Netflix che aveva prodotto il film precedente di Scorsese, che è bellissimo, no? The Irishman. Alla fine è finito alla Apple. Quindi qua vi posso veramente aiutare. Non siate così ansiosi, non siate preoccupati che non lo vedrete, ma non vi possono dire. Però dopo 10 giorni esce su Netflix, perché giustamente i cinema dicono non puoi, tranne un film come, attenzione, è già prodotto come costi di produzione dalla Apple, da Netflix, che ha l'accordo di uscire nelle sale perché così può concorrere agli Oscar, no? Però te lo dicono, solo quei giorni esce. Però ci sono stati per esempio dei film come quello di Jane Campion che la Netflix non concesse la visione in sala, però lo disse prima. Quindi questa intanto è una produzione di Filmauro, c'è da dire, quindi è sua la produzione che ha fatto l'accordo di distribuzione, non di riproduzione, con Anexo, che è una piattaforma cinematografica serissima, fa un lavoro meraviglioso, quindi bene De Laurentiis, si è affidato a una catena ormai collaudata che proietta sia opere restaurate che anche opere nuove, e anche una cosa molto interessante che fa l'Anexo. Di nuovo, io mi dovrei far pagare tutta questa pubblicità buona che faccio agli altri, per esempio gli spettacoli dell'opera, no? Quindi lo spettacolo dell'opera ripreso e poi proiettato per 2 giorni per chi non è potuto andare dal vivo a vedere l'opera. Quindi piattaforma serissima di distribuzione cinematografica, bene De Laurentiis, ma si dicono, voi lo criticate. Però ovviamente non te lo possono dire prima, perché sennò si danno la zappa sui piedi. Ma io credo che tempo 1 mese, 2, quali saranno gli accordi, e gli accordi possono essere sia che tu ti proponi, voglio comprare il tuo prodotto, addirittura anche a scatola chiusa, se sei un nome gigantesco, che tu puoi comprare dopo. Poi uno può dire, guarda, io ho sia la proposta di Apple che di Mubi, no, per non citare sempre gli stessi, e decidi quale deve. Quindi a giorno d'oggi, rispetto a quando io ero un bambino, che i videocassetti uscivano dopo 6 anni, poi dopo 3 anni, ragazzi, le finestre, io mi ricordo che fu un caso, qua vi aiuta la mia memoria storica, The Blair Witch Project, 28 giorni dopo il cinema, nonostante caso, adesso ci sono i film che escono contemporaneamente sia al cinema che on demand, quindi lo vedrete, non state proprio sereni che ci saranno canali ufficiali che acquisteranno il prodotto. Adesso non so dirvelo perché sinceramente non sto nel consiglio di amministrazione. Tra 5 giorni ne sapevo di più, perché l'ha detto. Sono perfettamente consapevole che c'è da parte vostra ansia, forse anche un piccolo di preoccupazione. Io vi dico, non siate né preoccupati né ansiosi, lo vedrete. Se no vi invito a gruppi a casa mia, dove il mio schermo privato e ce lo vediamo. No coppe, no punti, no money, dice Nicola, e ce lo ricorda bene. Ricordo a Ryan, che magari si è collegato dopo, la live è pre-partita, perché post partita dobbiamo improvvisare, perché non so in quale punto degli Stati Uniti mi troverò, e quindi
dobbiamo Stavo facendo una battuta di cattivo gusto. Meno male. No, mi sono bloccato perché al giorno d'oggi, no, ma era sul no, ma non è legata allo sport, perché Valerio gli vogliamo bene, è legata. Valentino ti chiede come verrà usato il Centro Paradiso, si sa già cosa vorrebbero farlo diventare o solo per ristrutturarlo e tenerlo in ordine? No, Cannavaro ha detto che insomma deve diventare operativo, cioè si devono allenare i ragazzini, cioè non è che è solo in bella mostra. Il centro è stato totalmente calcio Cannavaro. Sì, è stato totalmente devastato e vandalizzato, ragazzi, c'è da rifarlo tutto. Cioè, il campo è la questione più semplice, perché lì c'era anche la stanza dove dormiva Maradona, le cucine, le cose, quindi ci vuole del tempo. Diamogli il tempo e la serenità, però no, lui ha detto che deve diventare operativo, non così un Oscar da mettere lì. Tra l'altro un ragazzo un figlio di Napoli che si è allenato con quei campioni li ha visti, sa quanto è importante, ripeto, da un punto di vista anche sociale. Credo, io voglio sperare che sia nelle mani giuste di chi lo saprà renderlo vivo. Per me lì andrebbe fatto il museo, a questo punto a San Paolo non c'è spazio, andrebbe fatto lì o un museo, una parte del museo, è il centro più giusto farlo lì. Io l'avevo già scritto nell'articolo, perché d'altronde è il posto dove Maradona ha giocato di più del San Paolo, e dove vi posso assicurare, colleghi molto più grandi di me che l'hanno visto molto di più vivendo a Napoli, quello che faceva in allenamento Maradona era superiore a quello che faceva in partita. Ottavo Bianchi ha sempre detto: è un falso mito che Maradona non si allenava, a volte saltava quello della mattina, poi recuperava la sera, a volte lo dovevi cacciare, ha detto basta Diego, basta Diego. Però la gente si fermava a guardarlo, a fare le cose. Lui col pallone sorrideva perché era la sua vita, quando gli ha tolto il pallone l'ha reso infelice. Quindi io proporrei di farlo lì, ma per una questione logica, cioè lì dove Maradona era felice e ha portato ad arte la sua magia. Sul campo l'ha portata non solo ad arte e magia, anche in termini di punti e trofei. Però prima lui aveva reso felice noi, ma dove lui era veramente felice e più libero. Ci sono delle foto dove lui, con tutto che pioveva, poi non era un centro tenuto benissimo, c'è anche da dire, non se ne frega niente, si buttava nel fango, giocava in porta, c'è quella foto meravigliosa dove Zola lo vede appoggiato al palo, che lui e Bianchi, quella l'ha ricordata, ha detto Diego basta, scusate, puoi andare a casa. Io propongo a Fabio di cercare di spostare una parte del museo, visto che intanto in questi anni non sono riuscito a trovargli manco una bacheca. Monti, tra l'altro 2-0 per il Sassuolo, 0-2 siamo in casa della Serenità, che possiamo credo salutare. Ma l'abbiamo salutata da quante settimane? Noi l'abbiamo salutata da un po' di tempo, non so chi, però visto che il campionato è ancora lungo e hanno ancora 8 finali, 7 finali e mezzo. Daniele ancora, sempre che ringrazio, comunque per me lo scudetto nostro ne vale 10 dell'Inter di quest'anno, perché la situazione societaria delle cosiddette grandi non sono proprio pulite, le situazioni di tutte le grandi non sono proprio pulite. Sì, ma allora emotivamente, culturalmente, come peso specifico, tutte queste cose tra l'altro ci possono stare, e chi ve le toglie? Quando vai ai festival, no, del cinema, vai alle conferenze stampa, una volta vedevo far vedere tutte le cartelline, alcune sono molto belle che conservo, le cartelline stampa. In queste cartelline stampa ci sono, a parte i crediti non contrattuali, tutte le biografie di quello che ha fatto un attore, un regista, e ovviamente alcune sono molto capillari, no? Alcune anche per una questione di costi, poi ci sono attori leggendari. Prendi, non so, Sir Anthony Hopkins, comincia ad avere una carriera enorme, no? Allora casomai non metti tutti i film, ma non metti Il silenzio degli innocenti dove ha vinto l'Oscar. Ecco, vai sul calcio, a volte all'estero ti danno delle cartelline prepartite, cioè, dove ci sono tutte le cose, e intanto tu vedi la Juve tutti i trofei vinti, cioè. Quindi emotivamente a questo signore dico, ma sì, è giusto, anche più difficile per le risorse economiche, per il peso politico, tutto quello che vuoi,
Però non ragionate solo esiste la mia città, la mia emozione che è sacra. Quando vai all'estero, dice, per esempio, quando si scontrano delle squadre, dicono, la prima cosa che dicono, in campo ci sono 37 trofei tra 25 ecco, io voglio incominciare ad averne tanti dei trofei, perché quelli pesano molto. Quindi sì, quello che ha detto il signore è vero, ma non deve fornirci l'alibi di non avere la fame di volerne vincere il più possibile, compatibilmente ovviamente con quelle che sono le dimensioni. Però questa cultura che noi dovevamo uscire, io qualche Coppa Italia in più in questi anni l'avrei voluta vincere. D'altronde non era una competizione lunga, stancante, sfibrante, di 50.000 partite, no, ne bastano. Abbastanza brutta. Massimo ti chiede: sei Vincenzo Italiano, chi ti porteresti dalla rosa della Viola da nuovo allenatore del Napoli? Ne puoi scegliere solo 2. È il discorso che ho fatto prima. Sì, io posso fare il nome, quello, ci prendiamo Jack Bonaventura perché quello che ha più talento, anche se sia anzianotto, lui sa quei giocatori che possono dare ancora molto, addirittura non sono, casomai un giocatore che ancora non è esploso del tutto e fra 2 anni è un'ira di Dio. Su certe cose io mi fermo, ma per umiltà, cioè ho detto, buttiamo nomi senza avere delle informazioni che ci possono rendere. Cioè Ibrahimovic ha fatto male nel Barcellona, chi se lo immaginava, eppure Ibrahimovic, no? Quindi e ci sono stati giocatori nel Napoli, c'era un giocatore che ha fatto bene nel secondo Napoli, Maradona, che era Fusi, no? Che era una sorta di jolly, però era un jolly importante nello scacchiere del centrocampo e anche a volte come arretrava sulla linea di difensori. Quindi ci sono vari nomi, però potrebbero deludere. Sicuramente io vi dico dove il Napoli deve intervenire, che è stato uno degli elementi di debolezza dove tutto a cascata, e il Napoli deve ritornare a avere un centrocampo fortissimo. Noi abbiamo dato via Elmas e poi che diceva non sta giocando, ma che ce ne frega, anche se Elmas non gioca, detto noi ci siamo indeboliti, intanto non abbiamo preso nessuno, il centrocampo il primo dice il centrale Kimmich, però intanto ha avuto meno filtro, è stato molto deludente, è stato smontato da De Laurentiis perché a un certo punto ci siamo trovati veramente con 2 uomini e mezzo, manco fosse il titolo di un film, e quindi intanto servono centrocampisti di talento. Vi dico una cosa, perché mi chiamava proprio il mio amico di sempre, che siamo amici da quando avevamo 4 anni, che è tifoso dell'Inter, voi sapete, non so se gli ho risposto e lui avrà sentito tutta la nostra conversazione, che bello, che lui era a Inter da Napoli, che non è stata una partita scintillante, quindi che bello che Claudio mi ha sentito, e lui è rimasto impressionato da Anghissà, che pure non ha fatto ho detto Guido, ma è veramente incredibile, cioè intimorisce, e stiamo parlando dell'Inter campione d'Italia che sta stravincendo il campionato, tutto quello che vuoi, dico, ha una fisicità, una presenza in campo, ho detto, cioè lui ha detto io me lo prenderei subito, tanto è vero che lo vuole Giuntoli, il problema è quanto può dare, sì, lui anche sta, sì, poi gli sta piacendo, tutto in diretta. Noi dobbiamo avere un centrocampo dove non passa lo straniero, questo ve lo dico da oggi. Cioè, la difesa centrale è normale il centrale, ma noi intanto ci dobbiamo mettere lì, perché poi è quello che ti crea più pressione, anche perché gli attaccanti ce li abbiamo, pure se dai via Osimhen. Chiaro, se li dai via tutti, cominci a dare via Raspadori, Simeone, però il centrocampo e poi un centrocampo che comincia a fare anche qualche golletto, È chiaro, questo è un discorso che si sta facendo proprio a livello di numeri. Loftus-Cheek mi pare chiaro, che da solo tutti i gol del Napoli, del centrocampo del Questa Napoli. è una bellissima domanda, perché lui ha già copato ti chiede sei Antonio Conte, puoi scegliere il miglior hotel per soggiornare al Napoli prima della firma del contratto, quale scegli? Però a parte sì, io amo l'ironia, togliamo quella che può essere l'antipatia, l'idea che poi dicono tutte le cose. La cosa importante di Conte, se viene o non viene, secondo Valerio Guido non viene, però diciamo che è non creare di nuovo quel cortocircuito che abbiamo avuto con Ancelotti, cioè ci deve essere perfetta coincidenza di intenti nei limiti del budget del Napoli, cioè tra presidente, direttore sportivo e allenatore. Uno dei punti deboli dove il Napoli negli anni ha perso delle risorse inutili,
che a volte queste tre figure, abbiamo avuto dei casi, no? Che addirittura con allenatori se non sembravano non tarati, quindi Conte verrà, non verrà, però se sono dissociati, e Conte è uno che si dissocia pure quando stava stravincendo con l'Inter, si lamentava che non avevamo preso, stai vincendo il campionato e ti lamenti, poi se n'è andato con la Juve 102 punti e se n'è andato, quindi già non è un allenatore. Se n'è andato, quindi, ma fallo venire in diretta, chiunque ti stia chiamando. No, il mio amico tifoso dell'Inter che mandagli il link. Pronto? Ecco. Sono in diretta con New York, Claudio. Tra l'altro ti chiedevano di intervenire, ma ha detto sicuramente abbiamo bisogno. Ho capito che stavi ascoltando. Non volevo darti fastidio. Che bellissimo. Immagino che tu sei in macchina. Tra l'altro mi sono permesso di citare il tuo apprezzamento visto a San Siro dal vivo di Anghissà, ecco, lo so, infatti dicevo che... Esatto, questo dovrebbe essere il momento in cui entra Achille in live. Lo stiamo aspettando. Ci sentiamo dopo, ti chiamo io, che loro ti vorrebbero, però è difficile perché non ti stai guidando con, sottolineiamo, con sistema Bluetooth, no, manco noi siamo io e lui Bluetooth, quindi wireless. A dopo, amicone. No, lui ci teneva, ha detto di Anghissà. Conte non verrà mai, dice Giuseppe. Io mi accontento di un Sarri bis. Anche no. Se non hai giocatori forti, Sarri bis fa come quando Sacchi tornò al Milan. La gente non se lo ricorda, ma fece malissimo al Milan, Sacchi. Il famoso anno, no? Dello scudetto del Milan, l'anno dopo cambiamo un solo giocatore. No, mi aiuta a ricordare una cosa, visto che Conte resterà, finché non firma per qualcuno, resterà un nome. Quando lasciò la Juve era praticamente poco prima dell'inizio del campionato. Sì, durante proprio la preparazione di ritiro. Ci fu un problema di giocatori, cioè arrivarono dei giocatori che non lo convincevano, era un problema di rosa. Sì, vabbè, ma lui rimase scottato. Ci sono le dichiarazioni, se non hanno cancellato su YouTube, dell'eliminazione in Coppa, no? L'anno precedente. Perché poi lui 2 volte non è andato bene, poi fece l'Europa League, l'anno dei 102 punti, dove la finale, me lo ricordo bene, era a Torino, ma lui non si qualificò perché fu eliminato 0-0 col Siviglia, insomma, nella semifinale di ritorno. Però Valerio era un altro Conte, c'era un Conte in rampa di lancio, oggi è paradossalmente ancora più esigente e ambizioso, e tra l'altro lui vuole andare dove sa di vincere. No, questo sta diventando, io credo, quasi una malattia delle persone, ma fomentate dai colleghi. Un solo nome può togliere il Napoli da lui perché è credibile. Di nuovo che ti affidi all'unica corda liana della vita. Cavolo, ci sono tantissimi allenatori, tra l'altro caratterialmente, che secondo me non si sposa per niente con l'ambiente Napoli. Detto, noi non abbiamo bisogno di quel tipo di personaggi perché l'ambiente Napoli è già difficile, lui è uno che alimenta e non ha quella struttura societaria. Cioè Conte è uno che si è lamentato tantissimo all'Inter, che è la seconda società più potente in Italia. Pensa nel Napoli, dove incomincerebbero ad andarti rigori, cose, e chi lo tiene? E lì ti espellono, come, cioè, hai visto, noi abbiamo preso espulsioni presunte, Acerbi non espunto. Cioè tu devi anche contestualizzarlo in un tessuto politico, calcistico, che è molto diverso nei due. Cioè, lui ha allenato negli ultimi anni il Chelsea, però il Chelsea di Abramovich, quella forte, che aveva un sacco di soldi, e si è lamentato. L'anno dopo, quando doveva fare campionato e Coppa, fece male. Allenato nel Tottenham, che gli spese più di 100 milioni per quello, e si è lamentato. Napoli è una realtà piccolina, anche questo fatto, il Napoli ha soldi da spendere, sì, nel senso in banca soldi da spendere, non è detto che riesca a spendere. Noi non siamo riusciti a comprare un centrale medio-basso, non da 100 milioni, siamo dovuti andarci a prendere un ragazzo dal Brasile di giovani speranze, per dire. Quindi sì, ce li abbiamo avuti quei soldi, e che abbiamo fatto?
Ma è una scelta, Guido, è una scelta che fa il Napoli. Tutte e due le cose. Perché se tu metti un buon ingaggio, se tu premi bene e dai la cosa, io penso che Lenormand, Kilman sarebbero anche venuti. Forse non si è voluti investire la stessa cifra. Secondo me è un po' come quando è venuto Mazzarri, un po' tutte e due le cose. Ricordati che se ti chiamano a suonare anche per pochi minuti una band di supporto, i Rolling Stone, ma Valerio va pure se gli danno meno dollari, perché per curriculum potrà mettere che lui una volta è stato la band di apertura del concerto dei Rolling Stone. Fa curriculum, a parte l'esperienza, anche solo vederli preparare, gestire, a parte l'esperienza di anche chiacchierare, sentirsi raccontare un aneddoto, però lui poi nel curriculum dice: sono stato la band di apertura di Rolling Stone. Quindi essere allenato da Ancelotti non è la stessa cosa da curriculum, da scrivere Kvara, no? Perché non è stato allenato da Ancelotti, sono stato allenato da Mazzarri. In giro per il mondo tu metti allora suona così e così. Quindi è venuto Mazzocchi, tutti benissimo, ha visto la gara, è stato espulso, sì, ma lui ha dimostrato, va bene, poi si è visto che il Napoli non è migliorato da nessun punto di vista e non ha giocato più. Quindi tante cose, probabilmente anche il nome, l'indecisione dell'allenatore, l'allenatore che poi preso dopo che hai detto che questo è stato un autogol clamoroso, 40 nomi, Garcia. Nell'ambiente si è saputo che ha avuto dei no. Cioè, secondo me ci sono state tante concause, per dire. E poi è chiaro che De Laurentiis in quest'anni, ve l'ho detto, vuole abbassare il monte ingaggi. Il suo obiettivo è ritornare a un certo tipo di monte ingaggi. Quindi comunque non è andato su dei profili altissimi. Quindi ho la domanda sul monte ingaggi, perché Achille non è con noi, c'è Ettore Falanga. Buonasera. Permettetemi un attimo, volevo ringraziare Guido perché mi ha prenotato tutta la seconda fila di un cinema a sua scelta per andare a vedere. Sì, perché ancora non so quale. Sarò con te. Quindi sì, però io mi fido di Guido, Io sono una cattiva persona, non ti scelgo quello che ha la fila da 5 posti, quello più grande che c'è in Italia, non so, smetti l'Arcadia di mezzo che lo proietta. Io perché prima fila tutto. C'è. No, tu stai davanti, io sto dietro, ci prendiamo le prime 2 filette e ce lo guardiamo proprio. Io ho già prenotato i biglietti d'aereo per venire in Italia. Somiglia un pochino. No, tra l'altro Valerio dovrebbe dirlo quanto voto 10 monte ingaggi, cioè uno delle come si chiama, degli equivoci, no? Cioè, veramente si facesse capire quale vuole essere a questo punto sta soglia di monte ingaggi, no? Perché poi dipende propedeutica per un certo tipo di bravo Guido, perché la domanda mia era, è vero, l'abbiamo notato, però per esempio Politano ha avuto l'aumento di Lorenzo, Mario Rui non lo so se è stato con aumento, ma è stato un rinnovo, cioè si è abbassato sotto un certo punto di vista, perché togli Kim, togli Lozano, ti sei tolto Elmas che non so quanto prendeva, però poi ha aumentato quei più giovani, Lozano e Elmas più giovani di Politano e di Lorenzo, perché viene meno il fatto che non hanno mercato in realtà, perché poi ti ritrovi in una situazione simil Demme con Politano che magari l'anno prossimo sarà ancora fortissimo e sempre titolare, però a un certo punto quando te lo vorrai vendere avrà un ingaggio che una squadra piccolina o media come il Genoa tra 2 anni non se lo può permettere. Esattamente quello che io vi dissi, Valerio si è ricordato perché è precisissimo, e ormai ha una memoria superiore alla mia, perché io le ho sempre detto, non ho mai contestato De Laurentiis in nulla, non perché sono ignato, e lui decide, però uno analizza se quello che fa non solo è logico, è coerente con quello che fa. Allora, se tu dici io voglio portare massimo 2,5 con giusto può essere l'attaccante di più, è la tua filosofia aziendale, va bene. Poi dici a una certa età comunque per una logica sportiva chiamiamo che il valore di attesa di resa non può che decrescere e ci può stare, no? Mertens, ma se Zelinski è tra virgolette vecchio, no? Cioè, ci hanno bombardato i Soloni è addirittura qualche mese più giovane di Lorenzo e Politano, quindi qual è la logica? Per alcuni l'età vale, è in contraddizione. Se tu dici il monte ingaggio è 2,5, per gli attaccanti posso arrivare a 4,5, va bene, ok, arrivati a 30 anni io rinnovo e li faccio, però non puoi chiedermi di più, al massimo ti mantengo quello con promessa di bonus oppure di lavorare poi in futuro come dirigente, va bene, è la tua scelta, chi siamo noi per dirti di no?
Però poi fai il contrario con altri, allora lì non mi trovo, perché ho detto fammi capire qual è la logica, se tu stesso te la contraddici, se me la spieghi io capisco. Ho detto no, perché comunque lì ci sono dei valori umani, ok, spiegamela, fateci capire. Però c'è un plebiscito per un gong. Allora, vogliamo farlo il giochino, visto che siamo verso la fine della live, siamo quasi alle 3 ore e il che fare. Allora, se io mi sposto, fatemi vedere come devo fare. Facciamo la formazione, visto che... in diretta, così Valerio sì. ne prende 11 su 11. E poi ci sarà il mio giudizio che potrà ribaltare o confermare la situazione. Tra l'altro sto ragazzo si è infortunato un po' troppo, peccato perché sembrava interessante, ha avuto un buon impatto invece lui in questo Napoli disastrato delle 12 finali, poi 11, poi 9, poi 7. Ho lanciato il link della live nel gruppo Telegram. Se tu non sei provvisto Più siamo, meglio è. vai, entrate tutti. Se non sei provvisto di Telegram, io lo metterei anche nei commenti, tanto poi si autodistrugge, non fa niente. Però dovete essere iscritti al canale Telegram, se no vi perdete le cose. Arriva il terremoto a New York, succede un fatto con i server mentre Valerio fa la formazione, giusto per correttezza, no? Lui non ha fatto la preparazione con Garcia. E quindi nominato da chi? Perché poi invece... No, che si è infortunato in questo periodo più di una volta. No, sai chi ha fatto la preparazione con Garcia? Folonush. Sta andando a cannone, scommetto. Invece va a 1000 come un pazzo. Tutti quanti lo rimpiangono perché dovevamo tenere a Folonush a posto di... Allora, non lo so se si vede tutta la storia, però in porta Gollini, no? Mi sembra ovvio. Mi sembra ovvio. Quindi Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui. Ci possiamo immaginare Oliveira questa volta? Sì. Sì. Anche perché il Monza è tosto. Ricordati che noi abbiamo adesso la tradizione sfavorevole col Monza. Siamo arrivati a sfavorevole? Certo. Aiuto. Abbiamo perso, l'anno scorso vinto e perso, pareggiato in casa e siamo pari, no? Quindi devi andare a vincere, se no è impossibile. Signori, tra l'altro c'era un giochino, io seguo, mi sto divertendo con Cronache di Spogliatoio quando fanno i giochini, i quiz, eccetera, eccetera. Sono scarsissimo, lo dico tranquillamente, non riesco a rispondere a nessuna domanda. Un giorno farò fare la sfida tra Guido e Pastore, perché secondo me c'è da impazzire. Però una domanda riuscì a risponderla in diretta. Quali sono le uniche 3 squadre, le altre 2 squadre che insieme all'Inter non sono mai retrocesse? Il Sassuolo. Esatto. E l'altra? Che squadra? No, il Parma è retrocessa. Parma è retrocessa. Fammici pensare adesso che squadra c'è in Serie A. Perché il Chievo retrocesse. Allora, la Juventus è retrocessa 2 volte. Questa è la prima cosa. Una volta retrocessa e poi la salvarono perché il Milan anche il Milan 2 volte. Anche la Roma, il Milan 2 volte, eccetera. Certo. Francesco Peroni ci arriva. Il Monza. Il Monza. Stavo dicendo, dobbiamo vedere la recente Serie A, ancora non è retrocesso. Sono più forti di noi e dobbiamo stare attentissimi. Allora, a centrocampo possiamo dire che Lobotka gioca, no? Sì. Ora, Traoré. Anghissà ancora una volta? Sì. Io prima o poi vorrei provare pure Lindstrom da qualche parte, però. E mica hai torto. Guarda che la situazione non è facile. Si sta sottovalutando. Altra sciocchezza che purtroppo si sente tanto in giro adesso. E vi pregherei voi, amiche Bellini, amici Bellini, che seguite Valerio, di evitarmela di sentire questa cosa qua. Non vedo l'ora che finisca il campionato, che si finisca in maniera più veloce possibile. No, cioè, ragazzi, quella è la data della fine del campionato, non c'è un acceleramento lì. Il campionato finirà, non va più veloce. Teoricamente ancora sei in corsa. Tra l'altro, andare sotto gli 8 significa fare un turno di Coppa Italia in più, che pure un'onta a prescindere dall'onore, quello là, non è che puoi perdere tante partite. Cioè,
teoricamente sesto, settimo ancora puoi arrivare, teoricamente, perché ci sono tutta una serie di... La Juve c'ha una marea di scontri diretti. Sarebbe oro colato arrivare sesti, ma Sì. pure settimi. Ma Quindi proprio diciamo, ti trovi nella situazione che mi metto a fare gli esperimenti. Non sono le ultime 2 o 3 giornate dove nel bene hai vinto lo scudetto o nel male non puoi raggiungere più nessuno il risultato acquisito. Le brutte... Quindi sicuramente 2 o 3 cambi, non esperimenti, cioè 2 o 3 giocatori che entrano con gamba fresca motivati ci possono e ci devono stare. Però io questa idea che ho sentito anche in giro, tanto che finisca il prima possibile, tutti nuovi, 11 persone nuove. Non si fa così il calcio. Abbiamo visto che facciamo Napoli-Frosinone 0-4, Mazzarri, cioè siamo anche, non lo siamo più da settimane, credo che proprio matematicamente ormai da settimane il Napoli non può raggiungere più l'Inter, però l'anno scorso il Napoli ha vinto un campionato bellissimo e storico, l'ha disonorato, ma non dobbiamo andare oltre il disonore, perché comunque non è giusto nemmeno condizionare il risultato delle altre squadre, cioè perdendo tutte le partite. Cioè, non mi piace questa non cultura sportiva che poi alimenta gli animi delle persone, permettetemi. Cioè, tu devi impegnarti al massimo delle tue potenzialità, che poi puoi cambiare 3 persone al centrocampo, ma perché ritieni che in quel momento hanno più gamba, hanno più testa, eccetera. Però no, ragazzi. Guido, tu cosa faresti per migliorare l'assetto psicologico della squadra? Perché a me dà l'impressione che abbiano un po'... Hanno mollato. Con l'Atalanta si è visto, la squadra ha mollato. Bisogna capire quanti dei 25 sono ancora potenzialmente, perché qua mi permetto, non è manco più veramente una questione di talento e di gamba, perché possono esserci 2 meno, tra virgolette, talentuosi, ma che si trascinano e piano piano alimentano la fiammella, e lo può sapere solo il mister, che casomai domani ti trovi una formazione sbagliatissima e fai un partitone col Monza e uno non si aspetta che, non so, gioca a Ostica, doppietta da calcio d'angolo di testa. La squadra ha proprio mollato con i nervi. La scoppola con l'Atalanta è proprio brutta, ragazzi, è una di quelle che fa male, anche perché sai che ormai non li puoi più raggiungere, ma lo sa il mister. Tra l'altro la Coppa Italia ci ha confermato che l'Atalanta non sta in un grande momento di forma. No. Quella è la cartina di tornasole che determina lo stato psicologico della squadra, cioè l'aver perso 3-0 con l'Atalanta. Flore ci segue, è ragazzo di grande cultura e intelligenza, e si ricorderà che delle volte ho detto: quello che mi preoccupa di questa sconfitta è che la squadra avversaria non ha fatto, non scordiamoci il partitore, l'abbiamo detto con l'Atalanta, non hanno morso le caviglie, hanno fatto pochi falli rispetto alla, cioè, noi 6, cioè proprio niente, siamo sotto la media dell'anno scorso di Spalletti, che è stata la squadra che ha fatto meno falli in Serie A, quindi confermiamo. Sì. Però noi abbiamo fatto delle sconfitte quest'anno dove l'altra squadra ha fatto una partita, il Torino fece una partita onesta, ma non ha fatto la partita del Gran Torino, eccetera. Questo è stato l'elemento preoccupante. A volte non è servito la migliore versione della Fiorentina, dell'Atalanta, Pinco Pallino, eccetera. Abbiamo messo 3-0 con una squadra che ha fatto 0 calci piazzati. Esatto. 0 calci piazzati, il che significa 0 falli da parte nostra, perché non li beccavi proprio. Guido, vai, falla tu la formazione. No, vabbè, la formazione che mi aspetto è sempre questa qua. Poi ho messo Lindstrom perché insieme a Ngong e anche Kvara è in fase di recupero, però rispetto a Ngong, se Kvara sta al 90% secondo me gioca, quindi è diverso dal ragazzo del Verona, quindi li sovrapponiamo. Poi a centrocampo io credo che si rispecchi sempre la stessa cosa. Vuoi vedere Nathan, ma non credo io credo che sia di buon senso questa qua tua formazione che hai messo. Poi ovviamente non conoscendo lo stato né di forma né mentale, però al rigor di logica poi Valerio non è che penso ci rimane male con quelli che non me ne frega niente, anzi mi diverto di più se improvvisamente mi mette Nathan titolare, perché voglio guardare una cosa, se mi fa vedere Caiuste va benissimo, va bene tutto, Mazzocchi che con Conte le gioca tutte. Guido, se perdessimo 3-4 delle ultime partite, la chiamereste la peggior stagione del Napoli in generale del calcio?
con le dovute Napoli proporzioni. purtroppo Ricordiamoci che un paio di l'annata- retrocessioni, ma io adesso ve l'ho detto, non mi concentrerei, perché poi non per il mio spirito di inguaribile ottimista e romantico, a parte che io non tifo mai contro, né sono quel tipo di giornalista che per confermare che la mia idea era giusta spero che così Napoli perda, così vengo da voi a dire avete visto, no, scordatevelo. Per me, ve l'ho già detto, è importante che queste partite vengano fatte al meglio, non solo per la speranza di almeno andare in Europa, perché sono fondamentali per capire la prossima stagione come si parte. Se già Malusio, se dovessero essere 3-4 partite sconfitte sarebbe una stagione che conferma questa purtroppo certificazione di stagione non solo disastrosa ma umiliante. Però io ve lo dico, non tifo contro il Napoli, tifo contro me stesso, cioè mi piacerebbe molto spesso prendere delle cantonate enormi e tra l'altro sarebbero molto utili, nel senso non avrei nessuna difficoltà a dire guardate io qua ho sbagliato e ho capito che ho sbagliato per questo, Tore mi ha fatto capire che ho sbagliato per questo, non ho considerato questo elemento calcistico statistico. Qual è la difficoltà di venire a dirvi ho sbagliato? Nessuna, guarda, cioè proprio però non dobbiamo tifare conto, dobbiamo essere sul fatto che vedrete il film non preoccupati, sul fatto che possono essere brutte ultime partite preoccupati, cioè servono 2 vittorie non solo per l'entusiasmo per i punti, per ridare alla consapevolezza ai ragazzi che possono vincere le partite. A me quello che sta preoccupando è che questa squadra non ci crede più che può vincere le partite. Io ho avuto questa impressione e questa è la cosa peggiore quando uno sportivo sa che non riesce a vincere, al di là di tutte le parole degli 11 finali. La Juve vinceva contro quelle campionati con la Roma perché poi batteva la Roma e la Roma, anche se poi faceva campionati strategici bellissimi, tutto quello che voleva, però aveva visto che ancora poi quell'anno non era riuscito a raggiungere il livello della Juventus. Ragazzi, guardate che l'aspetto psicologico nello sport, qualunque sport, è fondamentale, è nel bene e nel male. Mi sembra che in questo momento l'aspetto psicologico di una squadra che si sia, e spero di sbagliarmi, intanto non è più consapevole della forza che ha nel vincere le partite, quindi fa il compitino, è ordinata, anche talento, ma non basta quello per vincere le partite. Cioè tu devi avere non solo la bravura, ma ci devi credere. L'anno scorso Napoli ci credeva, le aveva già vinte in testa nelle partite. Poteva fare 1-1 con la Roma quelle partite. Nessuno ricorda mai, perché io non lo toglierei mai Osimhen. Osimhen fu tolto e segnò Simeone, ma non segnò Simeone perché è entrato Simeone, perché è entrato al posto di Osimhen e fece quel cavolo di gol. E il Napoli era già primo in classifica, aveva fatto 50 punti nel girone di andata, era la prima partita nel girone di ritorno con la Roma in casa, hai vinto lì, quindi comunque lo scontro diretto, vittoria e pareggio, e hai vinto le prime 5, ma tu sentivi che l'avrebbe vinto, e questa squadra veramente in questo momento non posso dirti con chi vincerà, perché è stata capace di non vincere col Cagliari, che non è che sta facendo e tu te lo immaginavi che non vincevi col Cagliari? Ma il Cagliari poi è stato nullo in campo, cioè praticamente ha semplicemente aspettato noi, punto. Un aspetto che ti volevo citare, poi anche perché non essendoci la LAI almeno con Ben, perché l'ultima volta sono stato noioso e mi dispiace per chi mi ha trovato noioso, Polissa, abbiamo parlato d'altro, che la cosa interessante è che tolto il Napoli, poi quest'anno sta facendo male, l'anno scorso però ha vinto, che le squadre che fanno meno falli sono le squadre che stanno in basso alla classifica, cioè la squadra dopo il Napoli che ha fatto meno falli in Serie A è il Sassuolo, 298, che non sta facendo un gran campionato, no? Il Frosinone 300 per dire. Quindi questa cosa il Cagliari ha fatto meno falli della Juventus, per dire, o la Salernitana ne ha fatto meno falli della Juventus, addirittura, no? Purtroppo in Italia essere una squadra pulita, questo è un cambio culturale che vi dicevo, non solo non paga, ma è pericoloso. Questo conferma ancora di più la grandezza calcistica dello scudetto dello scorso anno di Spalletti, che ha avuto numeri mostruosi, e nonostante i numeri mostruosi ha portato la squadra a giocare un calcio non solo propositivo ma corretto,
Questo è l'elemento che l'anno scorso a me diede più piacere, che il Napoli era una squadra eccezionalmente corretta, che però non ti porta a vincere lo scudetto. Aver vinto uno scudetto con pochissimi falli e 47 cartellini gialli, ricordiamoci alcuni regalati, rende lo scudetto ancora più importante. L'Inter quest'anno ha 337 falli, solo che ha preso pochi gialli, 11,23 falli a partita rispetto ai 9,6 del Napoli, ed è la prima in classifica per distacco. Volevo dirvelo questo dato perché va riconosciuto come onore al lavoro fatto. Infatti quest'anno la difesa, pur essendo una difesa che continua a essere molto pulita, poco cattiva, la cazzimma, però è stata disastrosa, e c'è da capire il perché. Comunque a me sta fotografia mi fa impazzire, perché c'è Lobotka che compare dietro Ostigard, ma Kim non l'hanno voluto esatto, quello che stavo per dire, nel senso, si vede che è un editing, perché se vedi Osimhen è diverso, così come credo anche qualche altro giocatore. Adesso ho l'impressione che sia stato... Dobbiamo vedere il film, quanti minuti proprio c'è, siccome Kim è uno dei due protagonisti insieme a Kvara. È il miglior difensore del campionato italiano, non è che non lo puoi... No, Guido, non dire protagonista Kvara, perché Kvara è scarso, mi raccomando, Kvara è scarso. È proprio il leitmotiv. Allora, è uno dei passanti che si è trovato per caso. Esatto. A giocare, esatto. Sai quando andavi in montagna, trovavi gente che giocava a pallone, posso unire pure te? Sì, vieni a giocare? Sì. La cavicchiola. Kvara era lì per caso, era in prestito. Ovviamente chi se la cavicchiava in difesa, chi era proprio scarso in porta, dice me la cavicchiola e vediamo i minuti. Meret, io mi incazzo pure per Meret. Era il portiere titolare della cosa, non lo potevi mettere un po' più, lo cancellavi e lo mettevi vicino così, cioè veramente. Ma no, quello che io mi domando, tutto sto tempo scusami se interrompo, ma tutto sto tempo per fare sto film, e poi la locandina la fai in maniera così grossolana, bravo, è approssimativa. Non ci posso più. Vai, che è un grafico, no, scusa, poi andiamo subito a parlare del nostro ospite che ha detto solo cose interessanti. Io sono molto contento. Questo poi alla fine hai fatto la scansione della foto quando alzano il trofeo, che è una soluzione, ci può stare, ma è molto semplice. Però hai avuto un anno di tempo, potevi fare una foto in studio, chiamare un grafico, fare sì. Cioè, non è che dice l'hai fatto il giorno dopo, avete voluto la velocità, quella che volevo Guido, siamo andati sul facile. Hai avuto un anno esatto di tempo, potevi inventarti qualcosa non solo di più originale, permettetemi, ma poi che rendeva merito a tutti, oppure un disegno, un logo stilizzato, così dice non scontento nessun giocatore. Io non sono contento perché mi sembra una soluzione banale e troppo facile. C'era l'intervento però, scusa. No, dico, a proposito, il disegno che mi aveva fatto venire in mente, ti ricordi una vecchia locandina di Star Trek dove c'è soltanto la silhouette sì, ma come no? dell'equipaggio di Star Trek, che era ancora il periodo con Kirk, quindi sì. Non mi ricordo mai come... No, giusto una battuta, mi meraviglio che nella locandina non ci sia il viso di De Laurentiis. Vabbè, sarebbe il colmo. Ma ce lo si poteva aspettare. D'altra parte il trailer, senza dire niente di straordinario, si incentra sulla sua frase faremo di tutto, e poi tagliano subito sulla faccia di Spalletti, che non è la faccia che Spalletti fa durante quella conferenza. Attenzione, è un'altra faccia, perché quella di Spalletti ce la ricordiamo, dice tu dici così e poi dipende da me, senza fare il mercato. È una faccia quasi di sfida che prendono Spalletti, perché è proprio un altro contesto. Però Tore, ti do un'idea che non è, per esempio, non sarebbe un'idea originale, me l'ha fatta venire adesso Tore citando il cinema, no? Che secondo me è una delle locandine più belle. Negli ultimi anni ormai il cinema fa la scansione del faccione di Tom Hanks e Castaway, non sono più disegnate da grafici, o addirittura in Italia da pittori la rifacevano le locandine, che erano diverse da quelle statunitensi. Quella di The Truman Show, che è bellissima, perché è il volto di Jim Carrey, che in realtà è ricavato da immagini del film. Allora tu pensa a fare lo stemma del Napoli ricavato con tutti i piccoli fotogrammi di partite e giocatori del Napoli, un'idea che ti stai copiando dal Truman Show, però la rivivi in chiave scudetto. Oppure la forma, bravo Valerio, è bellissima. Esatto.
bellissima, perché sono immagini del film, quando ti metti vicino vedi che è proprio il dettaglio del film, da lontano però è proprio la sua faccia, il suo sorriso. Allora potevi fare o lo stemma del Napoli o lo scudetto, e lo scudetto in realtà era ricavato dai momenti della stagione. Certo, ci dovevi impiegare un po' più di tempo. L'idea come concetto di base la sta credo vedendo. che con AI Tore ci mette 2 minuti. Non proprio 2 minuti proprio nominali, però 2 minuti al giorno in 7 mesi. In quanti mesi? Quanto tempo è passato? Guarda, Valerio, in tempi dei Laurentiani potrebbero essere 4 anni. senti, non mi sono mai proposto, né lo farò, non è veramente quello che sto per dire. Non è, ma voi... Però di nuovo mi è venuto adesso. Ma sai se è bello se ci assumessero, non so, 15 giorni. Valerio, Tore e Guido, 15 giorni, senza portafoglio, non vogliamo manco cosa. Però fateci fare 15 giorni, una comunicazione diversa, una grafica diversa, un rapporto con la stampa, con i social diversi. Vediamo se questi 15 giorni portano dei benefici umani, cose, di risultati, anche di iscrizioni, là. Cioè, non vogliamo essere pagati. Guarda Vittorio, fateci fare 15 giorni, perché siccome non c'è la prova del 9 che un metodo diverso è meglio o peggio, io non dico là. Mi piacerebbe, a questo punto ripeto, io non ho mai fatto questi interventi da Valerio perché in realtà voglio, spero, come tanta gente a Napoli, giornalisti che ce l'hanno, perciò parlano male dell'evento, ma però vista la delusione di questa copertina ho detto, non so, 15 giorni cosa farebbe? Certo, peggio di così non si può fare, ma non vogliono essere pagati. Dice, dopo 15 giorni o vi mandiamo a casa, dice, ragazzi, no, confermiamo questo staff, ma vi diamo diciamo il ruolo di un piccolo staff, vi occupate perché ci portate idee nuove, senti, un'innovazione, un modo sicuramente ti contesto, Guido, dobbiamo essere pagati perché è l'unico modo per farsi rispettare da un... Me lo disse Mario Monicelli, fatti sempre pagare, e quella cosa che non volevo dire nella Mario Monicelli, quelle chiacchierate bellissime notturne, e io ero giovanissimo, purtroppo in Italia vali solo se ti fai pagare. No, ma altrimenti De Laurentiis non ti rispetta, perché lui ha avuto... Ma quello paga e non rispetta, figuriamoci se in una situazione di... A me ci sono 0 possibilità, Valerio un 5 possibilità, Attore 2% di possibilità, quindi perciò mi sono pensato, scherzo, no, i professionisti vanno pagati il giusto, e oltre Mario Moricelli, mia nonna diceva questa frase bellissima: Guido, non prendere mai un soldo in più di quello che meriti, ma non farti dare mai un soldo in meno di quello che lo stesso meriti, perché era proprio giusta. Purtroppo a volte è successo che qualcosa in meno di quello che uno meritava, però bisogna farsi pagare, è giusto, fa parte del rispetto delle professionalità. Quindi, la chiudo così questa live, con questa cosa di rispetto e di speranza, di professionalità sempre più definite nella società sportiva Calcio Napoli. Ringrazio e saluto Peppe Di Palma, il nostro personal trainer. Peppe, scusa, ho parlato troppo, non ti conoscevo dal vivo, nel senso dal viso, però ricordati quello che ti ho detto. Io voglio vincerla. Sì. La Coppa UEFA, pure io la chiamo così, Conference League, Coppa Italia. Sono fratello. Iniziamo a voler vincere col Monza. Sì, bravo. Quindi mi troverai sempre al tuo fianco. Non mi sentirai, almeno se il giorno che mi sentirai no, significa che mi sono rincoglionito, internato. Vedo l'ottimo, eccolo là. Il finalmente. Guido, esiste un modo per dire finalmente al passato? Tore, io ho il sospetto, te lo dico perché voglio defilarmi, che uscirà questo film, ma secondo te questo disgraziato di Valerio non mi chiederà di fare lo speciale, di commentare il film, lo scudetto? Assolutamente sì, ma figurati, la base. Ma a livello tecnico, hai capito? Sì, è noiosissimo, cioè, mentre tutti quanti che bello, oppure che brutto, noi andiamo nella tecnica, la fotografia, la scelta di spezzare qua, l'editing. Io proprio c'ho il terrore, cioè, dopo che
mi contò Francesco, quel fotografo, siamo stati 2 ore per 20 fermi fotogrammi, ha detto Guido, dobbiamo fare lo speciale sul film perché le amiche e gli amici Bellini vogliono un parere e io devo trovare una scusa perché poi se ci sono delle cose che non funzionano raffazzonate, mica io faccio va tutto bene, non ci accide nessuno, se una cosa è bellissima. Andrea Bosello te lo rendi convocato. Tore non mi piace perché non hai preso un regista che ha un punto di vista culturale come fu Kusturica per il documentario di Matagora, ma hai preso un producer che ha esperienza, parla l'inglese, ha lavorato all'estero e quindi ho il timore che sia più un lavoro, diciamo, confezionato professionalmente di montaggio. Invece queste cose hanno bisogno di un punto di vista, soprattutto, come ho già detto, tu non hai la distanza storica per vedere gli effetti anche culturali e sociali che questo scudetto, troppo adesso hai solo gli effetti che ti prendi gli sfottò, avete visto dopo uno scudetto l'Leicester avete fallito e ti prendi questi sfottò che francamente sono questa è ormai questo carico già ce l'abbiamo grazie a lui, ma sono detti da imbecilli, a noi ci interessa invece, e questa cosa non lo possiamo sapere, lo scopriremo fra 5, 6, 7, 8 anni, anche volendo economici. Non so se tu mi hai ascoltato prima, c'è bisogno di una distanza tra, siccome non c'è perché è avvenuto subito, allora è importante vedere il punto di vista, un punto di vista autoriale, perché la cosa importante è, nel cinema, lo dice Spielberg attraverso Ford, interpretato da un regista, David Lynch, no? L'orizzonte, quale è giusto, quale è sbagliato, non deve essere piatto. Ma Sorrentino non aveva curato la festa del Napoli, non poteva richiamarlo per... no? E io credo che avesse un punto di vista troppo autoriale Sorrentino. Sì, perché è un regista che va sull'immaginifico, d'altronde le sue 4 muse, Scorsese, Talking Heads, Maradona e Fellini, e lui spiegò il perché, e salutiamo con questa cosa, salutando il ritmo, no? La suggestione, la malinconia che aveva. Maradona rappresenta lo spettacolo e il ritmo cinematografico era Martin Scorsese, perché stavo omettendo, e Fellini il potere immaginifico, e ecco perché Sorrentino è uno dei registi più cinematografici. I Talking Heads erano la sperimentazione assurda, fuori ogni... Poi ognuno ha le sue influenze, no? Però sono belle influenze. Ovviamente un regista del genere avrà un'impronta autoriale che, di nuovo, temo quello che ha detto prima il nostro amico, e lì poi diventa un film di Paolo Sorrentino. Per il Fantacalcio vi abbraccio, vi bacio. Peppe Di Palma, Tore Falanga, Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile Piano Sequenza. Voglio vincerla, pure quella. Domani speciale con un amico chitarrista. Piano Gentile. Però non so di quello che parleremo, perché quella è una delle cose carine che io non devo sapere, vado in diretta. Buonanotte, buonasera a tutti, buona cena a tutti, buonanotte a tutti. Un saluto di nuovo al maestro Mimmo Casaselli. Auguri maestro. Ciao Guido, grazie a tutti. Sapete perché sta vincendo? Mo entra 3 soldi e la pareggia la Salernitana. Ringrazio Nicola, ringrazio Daniele, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa live un po' fuori binario, perché però siamo stati in binario parlando di cinema, visto che si parlava che la notizia del giorno era il film, e quindi si può chiudere così, con la speranza che tutti i tifosi all'estero possano avere la soddisfazione al più presto possibile, perché se poi succede come le magliette, il problema mio è sempre qui: from Napoli to the world, from Napoli to Napoli al massimo in Italia, e quindi sì.
Ma in effetti avete lasciato il like.